Ok. Ok. Ok, è arrivato il primo Cumendone, eccolo qua. Allora, colleghiamoci. Vediamo se lo trovo già sul tablettone. Eccolo qua. Ma che si gode. Ciao Alfonso, ciao Rick, ciao Poleiman. È vero, Poleiman c'è sempre. E ciao Loris, eccoli qua. Ragazzi, mi sentite bene? Audio a posto? Tutto rego? Vediamo se mi sentono bene qua. Parapappero, parapappero. Ciao Carlo, tutto a posto, ok. Una voce sexissima come sempre. Grazie Loris, grazie buon Loris. Ah, dai che siamo sul PES ragazzi. Ciao Alexandru, Eva, ciao Johnny Berto. Ragazzi, il PES è proprio il gioco che preferisco, almeno fino adesso da fare i live perché è dinamico, riesco comunque a commentare, cioè, è troppo bello. Ai, ai, ai. Grazie Johnny Berto. Ciao Antonio e Antonio, c'è sempre anche lui, è uno dello zoccolo duro ragazzi. Antonio, Paul Heyman, Anibus. Stand il Brescia contro il gol, speriamo, speriamo. Un po' di figa qua. Beh, è difficile con PES, dovrei fare qualche altro gioco probabilmente. Oh, ciao Budweiser. Ciao bello, ciao. Il Bode l'ho sentito prima, penso sia al lavoro, prova dal telefono, ha detto. Ciao Flavio, comunque ciao Luca Cinque Mani. E il discorso è che un don not parole, eccolo qua, don not parole. Comunque il discorso è che io vorrei cominciare Football Manager, cazzo, cioè, solo sentire anche il Bode perché vorrei partire con Football Manager. Adesso vediamo se quando lui c'è, o se no il discorso è che magari ci sono solo io. Diciamo, beh, a parte che possiamo sentirci da Steam, teoricamente cioè, si dovrebbe sentire anche il Bode se comunque siamo in chat su Steam. Ciao Fabio Orsini, ciao Just Samz, e così insomma. Siamo in 13, dai, aspettiamo ancora qualcuno e partiamo. FM, sì. Sarebbe stupendo, cazzo, cioè, veramente. Adesso vediamo, ripeto, adesso sento. Anzi, facciamo così, proprio visto che siamo in live, proprio in direttissimo, gli mando un messaggio su WhatsApp al Bode e gli chiedo di Football Manager. Allora, ciao Bode. Bode, quando iniziamo FM, tutti vogliono
questa serie sono in live. Ok, messaggio mandato. Come sono grazie al tuo lavoro, le risate che c'è a provare, che sono sempre qui in live. Grazie Poleman. Ciao Gerardo. Ciao Vincenzo Petulla. E WWE, ripeto, ciao Francesco Sidoti. Football Manager devo aspettare il bode, perché volevo farlo insieme a lui, perché da solo secondo me può diventare palloso forse, però potrei provare. E invece WWE devo fare sto cazzo di abbonamento, ragazzi, ma sono 14 euro e in sto momento non ho voglia di ricaricare la postpaid. Sarà bellissimo FM, vedi, tanti lo volete, cioè, tanti volete Football Manager. Ma secondo voi anche da solo può funzionare? Mettiamo che il Bode non è sempre libero, perché il Bode è un uomo impegnato e ha sempre impegni. Oh, 22, possiamo partire comunque. Allora, vai, Brescia Calcio, Bari. Ciao Filas Drew. Cosa è successo con PES? Siamo messi bene, siamo terzi a 3 punti dalla prima, in Comendone capocannoniere in Serie B con 9 gol, siamo usciti dalla Coppa Italia con l'Inter, ma ho preso un palo clamoroso, è tutto regolare. Tutto rego, me ne frego, tutto rego, me ne frego. Vai ragazzi, andiamo. Siamo alle Rigamonti. Sì, Alfonso, partiamo. E si va. Venezianone il capocannoniere. Venezianone il capocannoniere della Serie B. E voglio andare in nazionale. Ieri ho avuto problemi con Intro, cioè c'era un tempo, ieri anche oggi non è bellissimo, però ieri era veramente una cosa devastante, dallo schifo. Scaglia. Potete fare delle puntate speciali con il Bode, io da solo, ok, vabbè ragazzi, io ci provo. Attenzione, può andare il Bari, dai ragazzi, concentrazione anche sulla partita, siamo in 25, attenzione, vai, prendila, ma agganciala. Gli aggiornamenti di Football Manager sono usciti, quindi quelli praticamente con il mercato invernale. Come sì, ho la fibra, ho 30 mega, però ho problemi non proprio della connessione in sé, ma mamma mia che rischio. Proprio avevo problemi, c'è stato il vento, non so cosa, ma so solo che sboccia, mi andava tutto a scatti, cazzo. WWE spero il prima possibile. Spero il prima possibile. Penso entro fine mese comunque, entro febbraio ci dovrebbe essere WWE. Dai fioi. 8. Dai ragazzi, vai Comendone. Il Comendone si invola. Il Come si invola. Vaffanculo. Filastro ti ho salutato, Ciao Franci LOL 2. Comunque io appena leggo che le saluto, vi saluto subito ragazzi, che forse non so, ma attenzione Veneziano, viene lanciato benissimo, vai Cume. Il Cume bellissimo passaggio, tira, il gol del Bari! Gol del Bari, assist di Veneziano, ancora Folsky, 7° gol in Serie B per Folsky, che si avvicina a Veneziano, grazie Vincenzo Petulla. 1-0 Bari, Volsky Veneziano, il duo micidiale. Ciao Fede Fazio, ciao Lino. Attenzione Corvia per Scaglia. Attenzione Scaglia. Dai che voglio la promozione, cazzo, la pretendo. Attenzione Olivera. C'è il Bode. Dov'è il Bode? No, il Bode non l'ho visto io. Ciao Roberto. Comunque altro assist per Veneziano, ragazzi. Il Veneziano fa 1000 assist. Manca solo il gol di testa, cazzo. Come c'è il Bode? E dov'è là il Bode? Ciao Adriano Spanziani. Porca puttana, Olivera. Vediamo un attimo i messaggi. Se c'è il Bode. Ah sì, eccolo là, ciao, il Bode. No, sto vincendo, vecchio.
Hai arrivato il Bode, ti ho mandato il messaggio, Bode, e Football Manager qua. Cerca di scrivere cosa su Football Manager perché dobbiamo partire, vecchio. Cioè, bisogna partire. Cioè, bisogna assolutamente partire. Olivera è già distrutto, Olivera è andato. Vai Fiori, attenzione, va il Cume, dopo l'assist meraviglioso vuole anche il gol, attenzione il Cume è strepitoso e il Bari si può distendere ragazzi, che Bari signori, che Bari, sontuoso il Bari, e Veneziano la mette, io sto qui, voi dove cazzo state? E il Cume la mette, 2-0. Mamma mia, spettacolo, pure leggiamo un attimo il messaggio che ci ha mandato Paolino. Allora, il problema del Bode è quest'ora qua. Allora bisogna farlo di notte, bisognerebbe farlo, ma di notte è un po' duro, cazzo. Di notte l'è un po' dura perché i live sono poco seguiti. O facciamo veramente delle special, delle puntate speciali con Paolino, o non lo so. Ok. Oh, è arrivata anche Eli, ciao Eli. Vai. Viva il Cume! Viva il Cume! Viva il Cume! Il Cume lancio profumo, madonna, mamma mia che assist! Mamma mia, vogliamo il gol di testa però! Peccato di poco. Missile da fuori! Mamma mia che Bari ragazzi! La prossima serie Adriano, beh, sicuramente Project Car, ho registrato 2 video oggi della carriera, mamma mia, ciao Matteo Bossi. Project Car sarà sicuramente un gioco che farò a brevissimo, poi vabbè GTA appena esce per PC, c'erano non so quanti live là, spero che sia un gioco ottimizzato bene. Come c'è anche la pupetta, oggi ragazzi sono stato anche male, porca puttana, sono anche andato al lavoro, mal di pancia, una roba assurda, insomma, così praticamente il disastro. C'è anche la pupetta, Ciao Edo Sandri. Comunque grande Bari ragazzi, è proprio un Bari sontuoso. Ciao Edo Sandri. Edo Silva, salutato Edo Sandri. Veneziano, assist e gol subito ragazzi, signori, this is Cume. Ma dov'è il fallo? Ma dai, sto specie di merda variata. Ma porca. Comunque il Cume ha promesso il gol all'Inter, se non vede l'ora di andare in Serie A, non ce la fa più. Mamma mia, dopo lo smacco, l'ha detto in un'intervista a Tiki Taka che è andato insieme, c'era anche Elisabetta Canalis e Melissa Satta, ha detto intanto, vabbè, insomma, ha detto, le due veline erano abbastanza ingolosite dal Cumendone. Però il Cume ha detto il mio unico obiettivo è andare in Serie A e massacrare l'Inter, perché io sono milanista e dopo lo sfregio di Icardi e Osvaldo della litigata furiosa in Coppa Italia dovevo riscattare. 26 intanto. Ciao Francesco Spada. Ah, Dio mio. Sesto. Ben ti voglio. Il gol all'Inter è più facile del gol alla Solbiatese. Caracciolo, deviazione, mamma mia. Alla fine campionato cambio squadra, vediamo anche delle offerte sinceramente, perché comunque il Bari mi ha lanciato nel calcio che conta. Quindi insomma vediamo, attenzione, mamma mia, cerchiamo di non prendere gol. Caracciolo, gol di Caracciolo a corso alle distanze, l'airone Andrea Caracciolo. Ciao Simone Solario, ciao Hannibus, grande Hannibus, ciao Pierpaolo, grande Pierpaolo, nome che amo, Pierpaolo. 37, da 26 a 37, attenzione. 2-1, stiamo attenti ragazzi, Vai al prosesto.
Fino a che lo dura la live non lo so, finché abbiamo voglia ragazzi. Sponda comendiana, manca il gol di testa però. Quando il Cume arriva al Milan sarà veramente festini scandalosi. Attenzione, Veneziano ancora, Veneziano, ma perde palla. Attenzione, dobbiamo stare attenti perché basta un gol e ci pareggiano da 2-0, 2-2, proprio no. Vai Cume, il Cume si lancia, il Cume si lancia. Il Cume prova un passaggio un po' difficile, non riesce. Fallo del Cumedone, sì, fallo di Veneziano. Ciao Roberto, ciao Luca e Conto, ammonito. Ciao Sdevsdav, Edo Sandri, ti ho salutato e ti risaluto. Oh, ciao Giovanni. 78esimo, 2-1 al Rigamonti. Ciao Lorenzo Hackett. Oh, non prende. Da Fioi, no, il 2-2, no! Il portiere è andato lento, qua ha rischiato. Stiamo rischiando, Fioi, sveglia, da 2-0 non possiamo non vincerla. Per cortesia, il venezianone la sbaglia. Ciao Andrea Russo. Mamma mia, siamo incretiniti in questo secondo tempo. Rincretiniti proprio, attenzione, lunga, lunga, lunga invece sì. No, ma era lunga, dai. Che domaroni però. Ocio. Attenzione Budel de Cool. Domani c'è Juve e Milan ragazzi, domani niente live perché domani almeno voglio vedere quanto perdiamo. No, non darmi il fallo. Che rischio, attenzione però il Brescia. Non c'è più il Bari. Il Bari non c'è più nel secondo tempo. Cosa che succede parecchie volte. Corvia. Ragazzi, per favore. Eccola là. Beh, ce la devo far fare, nessuno li ferma. Adesso mi dà il rosso, eccola là. Secondo giallo. Ma vai a cagare, ma vai a fanculo. Ma dobbiamo marcarli. Ciao Giovanni, sono il nonno di Francesco. Eccolo là, rosso, a casa. 20 voglio. Ciao Marco Di Nunzio. Ma vedi, non li facciamo tirare, li facciamo tirare. Un gol, un assist, un'espulsione. Ecco, bello, ma veffa. Nessuno li marca questo risultato. Ciao Luca. Ciao Lorenzo Scienzi. Hanno perso anche i migliori in campo. Vaffanculo. Va. Vai. Vinto 2-1. Siamo al terzo posto. Vicenza e Pescara sempre. Anche domani domani no. Perché domani c'è. Allora, eccolo qua. 11 gol e 6 assist. Molto regolare. Bari Catania. Questo doveva essere un match di promozione. Se Catania è un po' più giù. Ciao Andrea Russo. Piove, questa me la perdo anche. Vabbè. Vediamo un attimo una cosa. Info competizione. Serie B. Classifica assist. Siamo a 6, a meno 1 da Guana. E classifica gol. Siamo a 10 gol ragazzi. Con i 7 di Folsky. Allora, avanzamento. Speriamo di non perderla. Il Catania vince 2-0 al San Nicola. Ai, brutta questa. Il Catania era proprio quarto e va terzo. Siamo fuori da tutto in questo. Cioè, siamo ai playoff praticamente. Non ci voleva sta sconfitta, cazzo. Non ci voleva proprio. Non penso di fare un live mentre guardo la partita da Milan-Juve, perché potrei essere bannato da YouTube. Ah, Dio, che sconfitta pesante, Bari Crotone. Dai, Fio, andiamo. Al San Nicola vuole la vittoria. Come mi hai risposto? No, perché domani c'è 11 gol. Cosa vuoi? No, non ho capito, scusa. Niente, brutta sconfitta purtroppo con il Catania. Sì, gioco su PC. Dobbiamo subito riprendere. Madonna, che diluvio a Bari, Fio. Che diluvio, perturbazione oscena a Bari. Adesso bisogna vincere però, perché siamo un po' indietro, Porca troia. Noi vogliamo la Serie A. Attenzione Maiello. Balasa.
Udamari. Attenzione, Belek. Recupera il portiere. Non ci voleva quella squalifica, cavolo. Bellissima sponda per Veneziano. Veneziano, bel passaggio. Dai raga, bello in profondità. Oh, ma troppo. Ciao Cruz Colt. Cosa pensi di questo Milan? Lasciamo perdere, ragazzi. Lasciamo proprio perdere. Bravo Kume. Il Kume entra in aria. Passaggio del Kume. Forse poteva tirare qua il bomberone. Non una grande scelta il Kume. Ancora errore. Sta calmo Kume, sta calmo. Ah, Dio santo. Ciao Giovanni Mancini. Veneziano riesce a fare la sponda. Recupera il crotone. Te lo dedico Francesco, lo dedico a tutti voi. Attenzione il Comendone se ne va. Il Comendone scarta. Il Comendone passaggio in profondità, stupendoso. Ah, il Kume non ce la fa, porca loca. Devo tirare sì ragazzi. Attenzione al Bari, fuori di niente. Pronostico Juve Milan 3-1 per me, per la Juve. Come mi saluti, ciao Matthew Ketjuv. Non ci voleva, abbiamo sprecato non so quante occasioni per il momento. Stiamo sprecando troppo ragazzi. Dai Fioi, sveglia però. In questo live, già i nostri 43 spettatori me li godo ragazzi, quindi non ho una preferenza di quanti ce ne devono essere. Fioi, andiamo però. Dai che andiamo. Dai Il Kume salta tutti. Il Kume, missile del Kume. Grossa. Il Kume lavora di testa. Non ci arriva. Porca puttanona. Stiamo sprecando troppo. Oddio, bravo. Mentre studia si guarda il live come indiano. Bravo. Molto bene. Attenzione a Odu Amadi. Ciao Giuseppe Raniolo. Troppe occasioni mi ha sprecato, però non va bene. C'ho Odu Amadi, stiamo dominando, non possiamo prendere anche gol, grazie. Meglio Inzaghi o Allegri. Ciao Bode, ciao Pupetta, ciao ragazzi. Un baciotto a tutti e due, più la Pupetta che al Bode chiaramente. E buona pappa. Noi siamo qua e non si riesce a tirar fuori un gol da sta partita. Troppi errori, attenzione di testa, no. Mamma che miracolo del portiere. Mamma mia ragazzi. Partita fiappa purtroppo, la sconfitta col Catania però proprio non ci voleva. Odu Amadi. Fioi, ma se svegliamo, però avremo Mongo io adesso. Bravo portiere. Dai raga, dai. Fine primo tempo, 0-0, tanti errori. È più facile segnare con la terza gamba, sì. Per come per te più forte Balotelli nel KO Berbatov, 3 pipponi secondo me. 3 pipponi. Dai, Fioi, dai. Sì, troppe occasioni sprecate, ragazzi, purtroppo. Troppe occasioni sprecate e nel calcio moderno le paghi ste cose. Ciao Gaetano Trezza. Bisogna trovare il gol, se no perdiamo troppi punti dalle prime. Ma dai, questo non è fallo neanche in aramaico antico. Non è che se lo dici in aramaico antico. La porca puttana.
Tiro, missile, no. E la vuoi rubare a Belek? Fuori di tanto. Siamo a 45, vero eri. Saluti Lazza. Andrea Lazza. Ciao Andrea, ciao Andrea. Ciao Mario Matador, il Matador. Ok, veneziano. Ha bisogno assolutamente di segnare il Bari. Il numero 7 del Bari però vuole fare tutto da solo, qua sbaglia. Forse deve tirare prima. Ah, Dio, 2 occasioni così sprecate, cazzo. Baovite, bravo. Questa può essere positiva, la fa scorrere male. Veneziano, mamma mia, l'errore per poco. Che sfigunzola. Questa sera niente mignotte, solo perso. Ok, ciao Marchino, ciao Carmine Rock, ciao bello. Ciao Andrea Osella. 61esimo e non riusciamo a trovare la smarrita via del gol. Maiello. Odu Amari. Dai fioi, dai. Stiamo giocando male adesso, però stiamo giocando male. Dopo le occasioni sprecate ci siamo proprio fermati. Aia, attenzione, il Crotone entra in area. Bravissimi, bravissimi in difesa stavolta, molto bravi. Risponde alla veneziana. Questo può essere una tipica azione comendiana. Attenzione il Cume, questo non la può sbagliare mai. Il Cume forse la trova. E la gol del Cume! Signori, il Cumentone la mette 1-0. Sentenza, io sto qui. Io sto qua. Io sto qui. Io sto qua. 1-0 Bari. 1-0 Bari, tipica azione sponda e contropiede. Come procede Carmine? Meglio, stavo cominciando a correre, meglio. Ciao Gallo. E il Cume segna, il Cumendone segna, porca miseria. Siamo in 52 intanto ragazzi, contropiede obeso, avete ragione, eccoli qua i tipici contropiedi cumendiani. La sponda scatta e ciao. Un po' come il primo gol dell'Inter contro il Bayern Monaco nella finale di Champions League di Milito. Attenzione, bellissimo, assist inverosimilmente stupendoso. Eccolo. Il gol è dedicato a tutti, il gol è dedicato a tutti chiaramente ragazzi, non solo a Francesco Spada ma a tutti. Assolutamente. Veneziano. Veneziano, attenzione. Adesso si torna al calcio, spettacolo, può fare un errore sul passaggio clamorosamente. Dai. Niente. Ha sbagliato un passaggio così semplice, ma sbaglia anche il Crotone per fortuna. Ciano. Attenzione al Ciano. (84esimo), dai, con 1-0 pesante. Portiamola a casa. Padovan. Ciano prova il cross, forse no. Maiello, no! Fuori. Dai, 85esimo, eccolo là il portiere da far la cagata. Ciano. Fermiamolo, grazie. Fermiamolo. Incredibile gol su errore del portente. Quando non mi ricordo. Dio Cristo. Ecco, ha pareggiato una partita vinta per colpa di sto unico bug del gioco, cioè. Pazzesco. Veneziano è furioso, Veneziano. Recupera un pallone spaventosamente meraviglioso e poi lo perde. Pazzesco. Ma il Cume non ci sta. E c'è poco da fare. Pazzesco. Pareggio indegno. Ecco là. 1-1 da cagare. La merda umane. Andate a far un brodo. Ma dai, ma come cazzo si fa 60 intanto? Nuovo record. Che pareggio insulso. Come siamo messi? Siamo a 47. Siamo là, 12 vittorie, 11 pareggi. Che schifo però. Allora, veramente, ultimo giorno di mercato. C'è offerta del Milan. Eccola qua. Gioco alle batti, difficoltà massima. Niente, non ho offerte chiaramente.
Pazzesco, pazzesco. Vergognoso vedere una partita comunque giocata bene, tutto l'ultimo secondo, tac, pareggio, bello. Contro il Latina, bisogna vincere. Vai. Gallo, situazione di merda a livello di clima, proprio un disastro purtroppo. Proprio tanto vento soprattutto, siamo contro Latina calcio, dai fioi. Ancora diluvio, perturbazione scandalosa, ragazzi. Crimi, dolce Crimi. Veneziano, passaggio in profondità, chiama il veneziano, eccolo qua subito, il come vuole rispondere dopo la vergogna ed è subito a gol. Gol! Sì cazzo, dopo un minuto, la sentenza del fenomeno. Calma, calma, calma. Raga, calma. Ciao Simone Battaglia. Quanto dura il live? Finché abbiamo voglia, ragazzi. Intanto arriva il gol dopo un minuto, ragazzi. Dopo un minuto arriva il gol e silenzio. E porca miseria. Sul comodone è incazzato veramente perché pareggiare così sta veramente un oltraggio, figlio. Ormai come ha preso il volo, ragazzi. Occhio però, sbaffo. Dovevamo subito fare il 2 anche il terzo, cazzo. Ciao Checco. Dai che roba nostra, dai che roba nostra. Spondissima veneziana, però recupera Bruno, recupera Latina, Petagna può essere pericoloso il Peta, bravo Bari. Salutami, ciao Salvatore. Gol stupendo, grazie. E ancora passaggio in profondità, però stavolta Latina recupera molto bene, riparte Crimi, attenzione per sbaffo, ma ancora la difesa del Bari svetta bene, ancora Crimi, roba nostra, fuori. Ciao The Game Man. Ciao Lino Grimoldi. Oddio, non ho premuto il tasto. Ma perché? Meno male. Il Bari dei record, speriamo, per il momento siamo ai playoff per il momento, io voglio andare diretto, cazzo. Sono pericolosi. Molto bene, difendiamola però, sbaffo da solo, che mamma mia che missile, fuori di niente, ancora, ma devo ricordarmi però, sì, però non posso avere quest'ansia ogni volta, Cristo. Ciao Vittorio Sacchi. Vogliamo la Serie A in questa prima stagione. Maliani, Viviani, sbaffo, la sta giocando meglio Latina, però sbaffo, calcio d'angolo. Quante giornate mancano? Manca tutto il ritorno praticamente, meno 3-4 partite. Bravo portierone. Portiere rincoglionito, purtroppo sì. Questo è l'unico vero difetto nei rinvii, non capisco il perché. Vai Bari, vai. No, così, ma giochiamola facile, cazzo. Ascolti Fedez, no. No, solo qualche canzone così, ma diciamo che non è proprio il mio genere preferito. Veneziano. Mamma mia, di fisico, il cume di fisico, miracolo, non proprio del portiere, ma comunque bella azione del talento. Bella azione del talentissimo. Trentasettesimo, sempre 1-0. Faccio tante live perché mi stanno entusiasmando molto di più rispetto ai video, nel senso poter parlare con voi in diretta secondo me è stupendo. Veramente una cosa stupenda. Sei su Instagram? No. Oggi stiamo solo su PES, oggi live solo di PES. Petagna, il peta. Sbaffo, recupera molto bene. Fuori gioco penso, sì, fuori gioco. Ciao pace amore. Come on, Kumina, peace and love.
E gioco su PC, gioco Eyman. Gioco su PC. Il come sbaglia un po' lo stop ma recupera. E un po' di fortuna nel rimpallo. Ecco, un'altra opzione di profondità come ama il Cume. Però esce bene il portiere. No, Minecraft non penso di giocare, no, no. Amnesia, non penso, non penso. Justice è stata la corrente, mi dispiace. Ciao Dead Soul 01. 65, siamo comunque nel nostro record, ragazzi, che bello. Ah, Dio mio. Che fatica con sto Bari. Spondone ancora del veneziano, dai, Fioi. Ma dai, però, più veloci nei passaggi, Fioi. Devo fare il 2-0 per stare un po' più tranquilli. Lunghissima, lunghissima. Come fai a giocare col PC a FIFA? È normale, col joystick 360. Sono su Origin e domino. Attenzione, no, così in profondità. Nel 2006 il mio giocatore preferito chi è stato? Siamo il collettivo, non ho avuto un giocatore preferito, sinceramente. È stato il collettivo. Mi saluti, ciao Ste. Mamma mia. Conosco qualche sportivo famoso, diciamo conoscere in senso assoluto, cioè amici, ciao, pasta e fagioli, no, però... mamma mia! Però in montagna dove vado io ne ho conosciuti tanti, più o meno con foto, autografi, robe così, diciamo quello che ho avuto il rapporto più stretto è stato Tomba comunque, che veramente Albertone nazionale è un fenomeno. Ma vai, a fanculen. Taffa. Stiamo giocando da schifo, cerchiamo di vincerla, di sfangarla. Il mio giocatore preferito di oggi è Marco Marchetto Royce. Non ci siamo però, se giochiamo così... No! Mamma mia, volevo levare la palla, ho cercato di fare un fallaccio obeso. Ok. Giochino comediano, fallo, che non me lo dà chiaramente. Siamo al 70esimo. Decide un gol di veneziano, ma partita proprio brutta. Va bene Bad, quando vuoi la facciamo la sfida, assolutamente. Basta che non mi massacri però. Allora. Ah, mamma mia, lo sapevo che la sbagliava, che nerotta. Attenzione il Cume, niente da fare. Ciao Torquato, questa nuova Ferrari cosa ne penso? Sono su Steam. Cosa penso? Che è bella da vedere, i test sono stati più positivi dell'anno scorso, speriamo bene verso mio. Mi saluti Plus, il mondo dei videogiochi, lol, ciao. Mettete mi piace alla live, grazie. 66 siamo, no! Mettete tanti bei mi piace alla live, più che tanti mi piace vorrei tanti gol sinceramente, vorrei vincere sto cazzo di campionato di Serie B e portare il Bari nel calcio che conta, dove merita. 81esimo, 1-0, risultato pericoloso come prima. Valiani, bravo amore. Portiere, bravino, sono un po' in fuori gioco, va bene. Ciao Giuseppe Casella. Mettete like, no ma ringrazio chi ha scritto, adesso mi sono perso chi ha messo mettete like mi piace, lo sapete ragazzi, più che i live io ho bisogno solo che vi divertite, che cazzeggiate un po' con me, che ti fate soprattutto per Veneziano e la corsa alla Serie A con il Barry. Che diluvio però, mamma mia. Mi sono perso 20 minuti di live. 67 spettatori, 80 like. Grazie ragazzi, veramente. Siamo comunque in un record di spettatori in un live, sono strafelice. Attenzione, Veneziano se ne va, Veneziano si impunta, Veneziano se ne va, vuole fare il costo di costo, Veneziano va, salta tutti, Veneziano. Non ha saltato un cazzo di nessuno, ma almeno abbiamo vinto 1-0, decide Cumendone al gol al primo minuto allo stadio Domenico Francioni. E si gode. Buono, buono. Un raduno lo vorrei fare molto presto, raga. Ciao come da Orlando, ciao Traiana.
Oh no, traina, scusa. Traiano. Scusa, vecchio. Meno 5 siamo, niente, non perdono mai quelle merde. Vinta che questa. 10.000 like, Grazie Sara Capalobi. Siamo contro il Virtus Lanciano per sicurezza, però salviamo. Salva con 9. Salva, serie V. Ok. Buono. Andiamo. Prossima partita contro il Virtus Lanciano, ottavi in classifica. Lorenzo Hackett. Sono a stemme, non fumo, sì. È vero. Ancora pioggia, ragazzi, una perturbazione infinita su PS. 89 like, si gode, grazie, figa, grazie. Il buon vecchio salvataggio non muore mai. Dai, fioi, continuiamo così. Ce l'abbiamo noi, ce l'abbiamo noi. Lo squadrone, ce lo abbiamo noi. Per me arrivi fra poco a 100.000 iscritti, Non penso, non penso. Non penso, non è neanche un obiettivo, nel senso vanno benissimo questi. Ma se di 100.000 penso ci arriverò, sarà quando avrò bambini, sarò sposato e sarò vecchietto. Perché secondo me per avere quegli iscritti là ci vogliono anche collaborazioni, robe così, ma sponsorizzazioni maggiori. Io comunque facendo tutto da solo non è facile, ragazzi. Però sinceramente non ho neanche tempo di fare tutte quelle cose che magari fanno altri youtubers per giustamente avere più iscritti, diciamo le public relation. Torna alla pioggia come indiana come su MotoGP, è vero? Lorenzo Hackett, il primo youtuber che hai seguito chi è? Beh, è una domanda per me o è una domanda per te? Scusa, ho detto veloce. Sì, pochi ma buoni, ragazzi. Che poi non siamo neanche pochi, siamo tanti e meravigliosi. E questo il cross fa schifo, sto lancia. Segui Stepnai, no, Stepney, chi è? No, proprio non sai chi è. Il videogioco che prenderà prossimamente sicuramente GTA per PC. Ragazzi, lì non serve pubblicità assolutamente, nel senso se proprio vi piacciono i miei video potete condividerli con altre persone, questo volentieri, però ripeto, per avere 100.000 iscritti ci vogliono tante tante cose. Secondo me, attenzione, Tiam, bellissimo, grande portiere. 76, che spocciami. Segui Joker, no? So chi è, però non ho seguito 2 o 3 video. Come fa VJ, ho seguito 2 video, ma non mi piacciono i suoi giochi, purtroppo. Io amo i giochi, diciamo, non quelli particolari come fa lui, o preferisco giochi, insomma, tipo FIFA, PES, insomma, i giochi tutti i giochi che ho caricato nel mio canale, ecco, quindi i giochi, diciamo, tra virgolette, più famosi. Il vostro caro Dexter, no, non lo seguo. Ma io seguo veramente youtuber stranieri, principalmente youtuber che non fanno là e commenti, però io seguo tanti stranieri di Flight Simulator, poi quelli inglesi di FIFA, con KSI, che mi sembra si chiama così, insomma, roba di cagate, che è un fenomeno. Ma italiani poco, sinceramente, anche perché ormai i giochi sono, non dico tutti uguali, ma quasi, quindi dopo un po', insomma, a parte comunque gli amici come Eddie, il Magro, il Sab, quelli là, il Piada, ma dopo tutti quelli più bravi, insomma, chi più chi meno, i giochi sono quelli dopo un po'. Ecco, diciamo Gabbo, tra i più famosi Gabbo è quello che mi piace di più, sinceramente. Perché è quello che comunque fa giochi che mi piace, cioè, fa i giochi che si avvicinano di più a me, insomma. E poi è un bel stile, insomma. Grande KSI. The Forest non so neanche chi è, sinceramente. Ah, Dio mio. Dai, come prendila però, vabbè. Cioè, questa partita è da sonno puro, figlio. Segui Bastard, no? Segui Ciccio Gamer, poco, nel senso ho seguito qualche serie, magari sì, tipo MotoGP, e quando faceva chat roulette e così, però anche lui purtroppo fa giochi che a me non ispirano tanto, nel senso non è proprio il mio genere, quindi poco poco.
Ecco, bravo, quel tale Ali, lui è molto bravo, lui lo segue molto di più, sì, ecco, lui è uno che segue perché fa tanto racing ed è anche bravo, lui è bravo, sì. Che segui la figa, beh certo, concordo. Io quel tale Ali insieme in un video, sarebbe bello se far due risate, però ripeto è difficile, le collaborazioni sono difficili. The Forest non lo conosco proprio, non so neanche chi è. Ciao Gaetano. Bravissimo, hai ragione Carmine. Carmine mi conosce bene. Il mio stile di giochi è quello. Madonna, ma che schifo che facciamo, siamo dei obesi disperati. Ecco, poi devo fare il fallo, no? No, non me lo dà, incredibile. Torquato, sì, prenderò Formula 1 nuovo, penso di sì. Ciao Brandon Perea. Mamma che male che giochiamo. Dai Kume, passaggio in profondità sbagliato. Una delle peggiori partite dell'anno, ragazzi, purtroppo. The Forest è un gioco, ecco, non lo conosco. Dai Kume, e la ruba bene. E la ruba molto bene. Che sono stanco adesso, sono abbastanza stanco per fare gli scatti. Madonna, per poco la prendevo. Questa partita è collosa, bravo. Bravo, bravo, mi piace il termine colloso. Ciao, Gilda Moccia. Ciao il mondo dei videogiochi, LOL, ti ho salutato. FIFA Walker Match no, perché non accetterei mai di perdere una carta, penso che spaccherei tutto. Oddio, quanto sono fighe le live, grazie. Siamo le live con più visualizzazioni, questo a livello di media, veramente. Voglio vedere proprio con GTA per PC, cazzo, sono proprio curioso. Maccarone Tavano, Sheva Inzaghi, chiaramente che se Maccarone Tavano aveva il suo perché. Ha il suo perché. Niente, questa la pareggiamo anche male, se va bene la pareggiamo, proprio neanche un tiro in porta. Partita collosa. Dai Veneziano, niente. Bolso comendone. Una live solo per rispondere domani, ma è bello giocare, secondo me fare live senza giocare per me ha poco senso, intanto riesco bene o male a rispondere quasi a tutti. Come mi saluti, ciao Nico Berg. Dai fio, un gol, un fottutissimo bastardissimo gol. Sto ammazzando tutti, Più iscritti, grazie Sara. Ma vabbè, non è un problema, lo sapete. Attenzione veneziano, ruba la palla al Cube, tutto sul colpo, il Cube la mette dentro. Signori che gol, tutto sul colpo, arriva l'1-0. Tutto d'un tratto, una luce illumina lo stadio ed è veneziano. 1-0. Mamma mia, fulmine c'è il sereno del Cube. Fulmine c'è il sereno ed è gol! Rete Torquato! Mamma mia che gol! Adesso dobbiamo veramente tenere botta, fioi. A tutti i costi. Bravissimo, il Come va anche in difesa. Che cuore, ragazzi. Questo da nazionale. A 19 anni, ragazzi. A 19 anni, 85esimo. Mamma mia che gol. Mamma mia. Il Cume difende, il Cume attacca, può far tutto Cume, è il Cume che sta decidendo queste partite, sta segnando solo il Cume in queste ultime partite, a parte Forsky che ogni tanto trova il gol. No, portiere. No, non regalargli l'angolo così, ma porca di quella porca. Butta su, butta via, bravo. E finisce qua 1-0, mamma mia, allo stadio Guido Biondi. Il Bari porta a casa una vittoria pesante come un film di Fassbinder, ragazzi. Mamma mia. Ciao Alessandro degli Esposti. Mamma mia.
Che vittoria, ragazzi. Il prossimo anno una chiamata in Serie A da una squadra più forte ce l'ho sicuro, secondo me, se continua così. 1-0 il Pescara continua a vincere. Siamo sempre là, ragazzi. Non riusciamo. Dovevamo avere un distacco di 10 punti o più per non andare ai playoff da terzo. Il Catania continua, dobbiamo sperare nella sconfitta degli avversari. Vicenza e Pescara però vanno di brutto. Adesso vediamo la prossima. Crisi del Borussia mi dispiace tanto. Oh, contro il Vicenza, ragazzi. Match promozione. E qua si deve vincere, fiori. Noghese né santi né madonne. Sistema, salviamo per sicurezza. Vai. Come mi vuoi bene? Sì, Cruz, ti voglio bene. Conosci i Depeche Mode? Beh, chiaro, siamo una musica storica. Non posso non conoscere i Depeche Mode. Hai tolto la coda della partita. Yes. Bari Vicenza. Ciao Mattia Gamer. Questo può essere un match ad alta tensione. Di dove sei? Venezia. Vai ragazzi, dal San Nicola di Bari, match promozione, Bari Vicenza. Questo è il big match, ragazzi. Proviamoci. Proviamoci, contro Vicenza la dobbiamo vincere. E Sharawi non ho letto bene, hai pensato un Cume versus iscritti. Bisogna vedere in che gioco però, ragazzi. Vai, contro il Vicenza, per me è un derby, ragazzi. Per me è un derby, il veneziano è andato a Bari a conquistare il mondo, ragazzi. Ricordo che il veneziano ha 18 anni. In Lega Pro ha fatto 36 gol in 30 match. E il Bari l'ha chiamato per la sua grande occasione nel calcio che conta. Adesso però deve dimostrare di essere il fenomeno. Mi saluti, ciao Dark Ins. Il Cume vuole la spondona sua solita, bellissima. Eccola qua la tipica. La tipica sponda con passaggio di profondità. Di testa. Potevo forse. Mi sono fatto ingolosire. Potevo stopparla. Vigorito la para. Porca puttana, una miseria. Cocco di mamma. Lores. Attenzione Lores. Cinelli. Giacomelli. Cocco. Ma guarda a te, No, Vicenza, no, ti prego, non metterla in mezzo, entra in area Vicenza! Di testa! E ancora il portierone c'è. Vai, Comendone. Bravissimo, il Cume la dà. Vai, ragazzi, in profondità, bellissimo! Troppo lunga. C'è bisogno del gol promozione, ragazzi. Questo sarebbe importantissimo, battere il Vicenza in casa, anche per gli scontri diretti e tutto. Bisogna assolutamente battere il Vicenza a calcio, c'è una che storia. Bisogna battere il Vicenza. In profondità ancora, ma brutto. Ascolti Vangelis. Sì. Cioè, nel senso, comunque non solo tutti i giorni, però lo conosco e ho dei pezzi. Lores. Fioi, però lo marchiamo sto Lores. Dai. No, ho sbagliato, non l'ho visto che era marcato, ma invece arriva lo stesso. Incredibile, giochiamocela bene. Il Cume. Mamma mia che gol! Mamma mia signori! E il segna sempre lui. Io sto a chi? Voi dove cazzo state? 1-0. Esplode il San Nicola, ragazzi. Mamma mia che veneziano. Mamma che Cume. Mamma mia che gollazzo. Ragazzi. 1-0. Segna sempre lui. Il Cume sta veramente entrando nella storia, ragazzi. Sono in un momento magico. La difesa con la Vicenza recupera. Ancora il Cume. Only Cume. Sì, gioco a calcio che sono fermo da un po'. Causa problema alla caviglia. Veneziano. Attenzione.
Attenzione ragazzi, ancora il fenomeno, ancora, madonna, parata del portiere, peccato. Com'era la scuola per te? Una merda ragazzi, nel senso, molto meglio il lavoro ragazzi. Il lavoro, cioè, nel senso, ha altri problemi di testa come? E lo mette! Finalmente si sblocca anche di testa, errore del portiere! Signori, eccolo qua! 2-0 doppietta! Esplode il San Nicola! Esplode il San Nicola! Esplode il San Nicola, guardatelo! Errore del portiere veneziano, stacca! Come un fenomeno, come un airone, come un non so chi, ed è 2-0! Ed è 2-0! Grandi ragazzi, grandi, e sono due, doppiettona. Proprio nel match più importante. Porca miseria, che gol ragazzi, che gol di testa. Cocco di mamma, Cocco! E Vicenza risponde di cattiveria. Il Vicenza è furioso, però adesso il Vicenza! Mamma, palo clamoroso del Vicenza, mamma mia. Ragazzi, il Vicenza per poco faceva il 2-1. Reazione rabbiosa. Ma è 2-0. Grazie Cruz. Mamma mia, che gol di testa. Finalmente mi sono sbloccato. Mamma mia, signori, il talento. Signori, che talento. La pass di PES l'ho preso nel sito PES Galaxy. Come versione Sheva. Magari. Ragusa. Siamo venuti fin qua per vedere segnare Kumenda. Ta 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 para pa 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 pa. Sara Cup Palobi, come ho già detto, tanto il portiere è una merda. Per la faccia del Kumendone c'è Facebook, c'è qualche video che comunque ho fatto con la webcam, e quindi insomma la mia faccia c'è e tanti la conoscono la mia faccia. Col ciuffetto alla Marchetto Royce. Magari avessi la classe di Marco Royce, cazzo. Non so, forse sarei qua, probabilmente da Dortmund, a fare il live in tedesco. Così. Mamma mia. Per te chi vincerà la Coppa Italia? Penso la Juve quest'anno. Penso la Juve che ce la possa fare. Anche se c'è anche il Napoli, che è sempre una squadra difficile da battere. Sutil sì, lo seguo, sì, è vero. Perché non me li ricordo tutti, perché comunque sono iscritto a tantissimi canali, però dopo quelli che seguo realmente sono pochi. Vogliamo il triplettone, cazzo. Cosa ne pensa della ragazza di YouTube? Che mi vede un po' diverso, nel senso, cioè, che quando sono, diciamo, con lei magari non ha proprio tutti questi vaneggi, e gli fa strano pensare che alla gente possa piacere di vedere un Kumendone pazzo giocare a PES, che la gente magari, come si dice, si diverte nel vedere questo. Diciamo che non è molto appassionata di videogiochi, quindi per lei è un po' strano, però insomma YouTube è tutto. YouTube di sinistro, mamma mia. Possiamo capire, insomma, non tutte le ragazze piace il calcio o in generale YouTube e videogiochi. Immagino il Kume che parla di Forza Juve, se no lascio la live, l'ho detto. Francesco Spada, leggendo l'ho detto. Chi vince tra Borussia e Juventus? Penso alla Juve, però deve stare attento a non sottovalutarla troppo, perché se Marco Reus mi chiama, mi spiego qualche trucco e può segnare più gol. Vogliamo il triplettone col Vicenza, che è un derby per me. Attenzione al Kume, la passa invece, bravo Kume, altruista, mi è piaciuto questo Kume. Ora vado a fare serata. Ciao Loris, mi raccomando, tromba bene. Mi saluti, ciao che Coriolo. Ci si becca, ciao Loris. Football Manager a sto punto, prova un video con la tua ragazza, non penso, è un po' timidotta. Il discorso è che a sto punto Football Manager potrei farlo domenica a sto punto, perché se proprio lo volete così, cioè io posso anche provare a fare una carriera con una squadra, vediamo quale però. Attenzione Veneziano, passaggio di profondità strepitoso, può far tutto Kume, calcio d'angolo. Sono appena arrivato, ciao Gabri. Gioco a calcio, diciamo, non è proprio una società, è una squadra creata da me,
e che però è iscritto a un campionato tipo quelli CSI, là, se avete presente, non lo so, insomma, quella roba là, insomma. Vai con il triplettone, speriamo. Comunque siamo all'83esimo, dai, stiamo portando a casa una vittoria pesante come un film di Fassbinder, ragazzi. A proposito di film, ragazzi, vi consiglio di andare a vedere La teoria del tutto, ragazzi. È un film capolavoro che a mio parere deve vincere l'Oscar per miglior attore. Il protagonista Eddie Redmayne, là, che purtroppo è qui i nomi inglesi faccio un po' fatica. E proprio un capolavoro, ragazzi, assoluto. Capolavoro come niente. Sei come il pacco di Rocco Siffredi, sei grande, grazie vecchio. Il miglior complimento del mondo, sei grande come il pacco di Rocco Siffredi. Siete fenomenali, Antonio Veneziano la sbaglia, però siamo al 90esimo, al 91esimo, ormai è fatta, ragazzi. Mi saluti, ciao Samuele Pacelli, ciao Matteo Marco. Ah, Dio mio. Sì, l'iscrizione costa, chiaro. Cerchiamo di non prenderlo, madonna, qua fa un numero maritato. Attenzione, ma cosa fa? Signori, che gol del Vicenza. Mamma mia, che gol del Vicenza calcio. Quello su Stephen Hawking, sì, assolutamente. A Shevchenko e il Milan con FM. È un'idea. E si va a vincere 2-1, mamma mia. La prossima live con MSI, ragazzi, tocco di bus, è di un pesante, ragazzi, indegno, veramente, cioè, troppo pesante. Catania ha pareggiato, l'Arena, il coso, cosa ha fatto il Pescara? Ha pareggiato, mamma mia quanti punti sono, secondo a -3 del Pescara, ragazzi. Il Barry sta tornando, 83 ragazzi, sono salito di 3 punti. Annuncio squadra nazionale, ma nemmeno penso mi convocano, ciao. Vediamo. È stato selezionato per la nazionale, ragazzi. Un giocatore di Serie B che va in nazionale. Signori, ciao. Questo è da salvare. Siamo in nazionale, Beppe. Siamo in nazionale. Amici di FIFA 15. Mamma mia, ragazzi. Attore preferito. Non è facile, ragazzi. Sull'attore preferito ce ne sono tanti. Siamo in nazionale. Oh. Siamo in nazionale. Oh. Aspetta un attimo. Allora, menu giocatori. No, cosa vuoi vedere? Database. Allora, Europa. Si può vedere l'Italia. Rosa squadra. Risultati stagione. Vabbè, insomma. Voglio capire cosa devo fare con la nazionale, però pazienza, insomma. Mandate in palestra? No, in palestra no. Ti senti ancora con Eddie? Sì. Contro il Trap, adesso, però non dobbiamo assolutamente perdere la concentrazione perché il campionato è più importante della nazionale in questo momento. No, guarda, Dark questa. Come cazzo mi saluti? Ciao Francesco Corvino, scusa non ti ho visto, non ti arrabbiare Francescone. Mamma mia, siamo anche in nazionale. Come era bella SimCity? Sì, beh, è un bel gioco, sì. È un bel gioco, però abbiamo un po'. Cioè, l'ho bruciato tipo 70 ore in 10 giorni, l'ho un po' bruciato. L'ho sportivo provinciale. Quando dovrete fare ancora? Penso un po', sì. Almeno ecco, vorrei arrivare a quella della nazionale, almeno. Dai, fioi. Attenzione, il Cume subito. Il Cume. Fallo su Veneziano. Fallo sul talento. Non la batte Veneziano, purtroppo. Punizione. E c'è il gol! Mamma mia, che gol del Barry. Mamma mia, che punizione, amici. Che punizione di Folsky. Folsky Veneziano, la coppia i gemelli del gol. Mamma mia. Ciao Mario Matador. Ciao Luca Natalucci. Ciao Massimo D'Achille. Mamma mia, che punizione, capolavoro. Mamma mia. E subito 1-0. Ale, forza lotta, vincerai, non trascinerai mai. Veneziano.
Veneziano scatenato, Veneziano, passaggio sbagliato. Mamma mia che gol. Ciao Davide Francescon, tranquillo per il ritardo. Gollazzo, it's incredible goal. It's incredible, come it's incredible. Attenzione, mamma mia che passaggio in profondità. Questo forse ci arrivo. No. Porca trota. Com'è sto PES molto molto bello. Fare una collaborazione con Eddie, ma è difficile trovare il tempo, ragazzi, perché Maricello non ci sono io. Ne abbiamo provate tante volte, ma non è facile. No, guarda che... Cosa aveva fatto il portiere, ma comunque entra in gol. Pareggio del Trapani, 1-1, mamma mia. Dormita clamorosa. No, sto giocando su PC. Mamma mia, però ragazzi, che gol da culo che abbiamo preso. Che gol da culo. Veneziano, sponda sbagliata. Abbiamo un portiere, ragazzi, che è veramente una merda. Ma rischiamo di non andare, di non vincere il campionato di Serie B per un portiere che fa a volte cagate del genere. Col Trapani bisogna vincere, ragazzi, se no perdiamo 2 punti di una pesantezza inaudita. Lombardi. Zampa. I Trapani comunque sta giocando con intraprendenza. Lombardi, Zampa, mamma mia, bravi difensori. Però Naderevic recupera ancora la difesa del Bari, molto positiva. Però ancora recupera il Trapani, il centrocampo del Trapani ci sta surclassando per il momento. No, non l'ho vista la partita di Coppa Italia, so il risultato chiaramente dell'Inter perché ero dal Bode. Il veneziano prova, ma... Zampa. È il Falco, ma recupera molto bene ancora il Bari. Dai, corri Forest, bravissimo Forest. Veneziano prova la sponda che non ci arriva. Mi saluti, ciao Filas Drew 9 che ti ho già salutato, ma ti risaluto per la terza volta con piacere. Veneziano sbaglia tutto purtroppo. Non jasiamo. Adesso devo prendere quel gol così, bella parte del portiere e poi il paperone. Lombardi recupera per fortuna il portiere. Ole, forza Bariare. Vai Veneziano stavolta a campo il Cume a campo, preferisce passarla in maniera molto intelligente, ma fuori di parecchio di Foschi. Ciao Roberto Moraglia. Lazio-Napoli è una bella partita, non si perdono il risultato. Non si copia Johnny Crick, non si dice corri Forest. Non è cattiveria, ma è da quando che ho il canale che dico non si corre Forest. Dopo io non so, sto Johnny Crick qua, se anche lui ha dato i diritti per questa parola. Però io lo uso da sempre, ecco. Tutto qua. Ti piace Wayne come attaccante? Il Pipita non è un attaccante che mi fa impazzire, però è fortissimo, così sicuro. Il Cume prova subito un tiro alla di Natale, così. Parata però. Un po' spento il primo tempo, concordo. Un Cume di merda proprio. Non ci siamo. Ciao Giora Arrabella. Attenzione, Nadarevic 2-1, bellissimo. Tra 4 giocatore migliore del Milan adesso, non lo so, guarda, non si può neanche pensare, so solo che stiamo perdendo. Ciao Simona.
Ciao Simona Pistocco, forse una ragazza, non lo so, state calmi, voi tranquilli, che forse Eli non è da sola, però probabilmente è con l'accanto della sorella, perché di solito è così. Andrea Mosti ti saluto, ma stiamo perdendo adesso concentrazione perché non possiamo permetterci la sconfitta, ma porca puttana, diciamo col Vicenza, recuperiamo punti sul Pescara, sul Catania e la andiamo a perdere col Trapani. Che Bari discontinua, Beppe, che Bari. Almeno secondo dobbiamo arrivare, ragazzi, ai playoff non ce la facciamo secondo me. Ragazzi, sveglia. Incredibile, incredibile. In vantaggio con un gol stellare andiamo a perderle. Come si sta incazzando. Dai, come. Il come si dista... Ma che passaggio di merda. Ah, Dio sento. Veneziano, sponda egregia. Ma il Bari oggi non è in campo. Veneziano. Veneziano prova a entrare, non ce la fa. Ciao Luke. Ecco, sta con l'accanto della mamma, visto, ho ragione io. Quindi non potete fare pensieri sconci. Sono in fuorigioco, sono in fuorigioco. Che palle però. Ammonito perché? Ah, ancora per quel fallo là, madonna. Quindi lo sapevo, la convocazione nazionale mi ha distratto il Bari e Veneziano. Te pareva? Lo sapevo, ci avevi scommesso le balle. È una sconfitta molto pesante per la promozione, veramente, veramente pesante. Super Gamer ti sei perso un comandone strepitoso, gol micidiali, un po' di tutto e adesso arrivi e stiamo perdendo 2-1. Lombardi, 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 Lombardi. 79esimo. Ciao Antonio. Non riusciamo a trovare il gol, non riusciamo a trovare il gol. Dai fiori, dai. Niente da fare. Guarda che sconfitta immeritata così. Perché non ho giocato bene, però manco un pareggio. In telecronaca la Piccinini, adesso sono un po'... Madonna, sono un po' fuori... Cioè non avevo un entusiasmo da fare un commento da Piccinini. Le 5 squadre più forti in questo momento. Juve, 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 Juve. Trapani, mamma mia. Stiamo giocando veramente da schifo. Neanche il pareggio non troviamo. Finisce qua. Trapani 2, Bari 1. Sconfitta pesantissima, ragazzi. Sconfitta veramente pesante per il Bari. Veneziano non segna dopo tante giornate. La convocazione ha portato sfiga. Vediamo un attimo. Il Vicenza per fortuna pareggia. Il Pescara purtroppo vince. E niente. Siamo sprofondati al quarto posto. Siamo a -1 dal secondo posto. Ma il Pescara ormai andrà a vincere la Serie B, ho paura. 9 acquisti del Milan, perché sono acquisti. Bari, Spezia. No, non sono disponibile per la squalifica da troppe munizioni. Fioi, mi raccomando. Il Bari crolla in casa con lo Spezia. Ai ai ai. Mamma mia, quarti a 56, meno 3 dal secondo posto. Il Catania torna in corsa, anche lo... Madonna del Signore. 2 sconfitte di fila.
Mamma mia, 2 sconfitte, no pesanti, di più. Ai ai ai, che 2 brutte sconfitte. Italia-Portogallo, amichevole internazionale. Age of Empires, sì, lo conosco. Il Bari è crollato, amichevole, insomma che titolari. A San Siro giochiamo, ragazzi. Italia-Portogallo, siamo col Portogallo di Cristiano Ronaldo. Vediamo se gioca Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo gioca, Veneziano ha detto che Ronaldo è un gran giocatore, ma che Veneziano può diventare più grande. Molto umile il commento. Prima presenza nazionale, ragazzi, siamo alla Scala del Calcio, San Siro. Attenzione, uno striscione da parte dei tifosi interisti. Il veneziano non lo vogliamo in nazionale. Firmato i boys dell'Inter. Va benissimo. Vai, Kume versus Cristiano Ronaldo. Questa è un'occasione per il Kume di giocare con la nazionale, devastante in questa amichevole. Il nuovo Reus versus Cristiano Ronaldo, numero 22. Ronaldo, Coentrao. Qua siamo veramente nel calcio che conta. Cristiano Ronaldo ha ammesso di aver visto Veneziano in qualche video di seconda mano a Madrid del Bari. Ha detto che è un buon giocatore ma che se la tira un po' troppo. Veneziano ha risposto, proprio lui parla. Il CR nazionale che si tromba una ragazza al minuto e che si sente il dio onnipotente. Vedremo. Se Ronaldo ha vinto 3 palloni d'oro, Veneziano ne vuole vincere 6. Una partita questa. Ciao The King 92. Cristiano, Oliveira, Miguel Rosa, Briguel, Leandro Pimenta. Sta dominando il Portogallo. Miguel, Oliveira. Bellissima sponda. Peccato. Con chi giochiamo noi, però voglio capirlo. Ora giochiamo, mi sembra Insigne, Candreva, Piero Marchese De Rossi. Insigne, che cazzo di nazionale è? Dopo sono esperimenti questi, esperimenti per Conte, che ha chiamato le seconde linee. Ciao Andrea Osella. Cume, cosa ne pensi del Cume, che è un po' pazzo? E così, esperimenti per Conte, che ha convocato un po' di seconde linee, tra cui Veneziano, un giocatore di Serie B nazionale maggiore, veramente un sogno. Però non sta neanche toccando palla. Coentrao. William. Il futuro del calcio in Italia, se continuiamo così, sarà il disastro più totale. Ciao Andrea Osella, ti sei risalutato. Oliveira. Oliveira. Calcio d'angolo. Di overall 83 adesso. Aerosmith un pochino, yes sì, The Doors sì. Miguel Rosa, mamma che missile. Stiamo giocando male, madonna che nazionale di merda, ragazzi. Madonna, grande Buffon. No, neanche Buffon, Sirico, proprio seconde linee, fie. Coentrao di testa. Dai, ripartiamo i contropiedi tipici contropiedi comendiani. Il prossimo live penso su Football Manager a questo punto. Proviamoci. Dai, dai Come. Il Come se ne va. Il Come se ne va. Il Come se ne va. San Siro ai piedi. Palo. Poteva essere il primo gol del San Siro con la nazionale. Non ci credo. Palo del Come. Non ci voglio credere, che palo. Che palo osceno, porca puttanona. Ciao Gregorio Auletta. Ma guarda che palo che ho preso. Veneziano, bellissimo. Bella azione dell'Italia.
No, poteva essere il gol. Ma guarda che occasione sprecata, che palo. Pazzesco, beh. Pazzesco. Dai che nostra, la recupera con Trao, porco. Sti pali mi organizzo prima delle partite? Penso di sì, cazzo. Quanti ne prendo? Primo tempo, come vedi l'Inter adesso, come il Milan, disastro. Come segui Zeb? Qualche video, sì. È bellissima questa serie, grazie. 77 ragazzi, nuovo record. Mamma mia, vi ringrazio al massimo. Però non riusciamo a trovare il gol. Ma guarda, potevo fare un gol in nazionale bellissimo. Ronaldo. Si è visto pochissimo Ronaldo, meglio veneziano. Danny. Miguel Rosa. Leandro, Ronaldo. Ronaldo adesso forse si sveglia. Ronaldo, eccolo qua, appena parlato. Ronaldo. Missile, mamma mia. Oh, appena detto, eh. Ancora Ronaldo. Oh, da quando ho parlato Ronaldo è stato un fenomeno ancora. Mamma mia, ha rischiato il rigore qua. Le seconde linee dell'Italia stanno giocando un po' meglio adesso. Attenzione il Cume ancora contropiede, ma passaggio sbagliato. Anche l'Italia gioca di merda. Rui Patricio. God's Anima no. Cosa ne penso di Felipe Anderson? Buon giocatore. Cristiano Ronaldo. Miguel Rosa. Danny. Sto palo grida ancora vendetta. Come cosa ne pensi di Sasha Gray, ragazza simpatica? Segui, me la godo, no? Matteo Montesi non so neanche chi è. Cosa ne pensi della figa? Attenzione, gol, ecco. Questo penso che sono dei stronzi. Ecco. Gol del Portogallo. Danny porta in vantaggio il Portogallo. Ciao Emanuele Germani. Mario Gomez è un buon giocatore. Manolo, bel giocatore Manolo, assolutamente. Bel piedino Manolo. Veneziano. La butta su. Che gol di merda che ho preso. Tori Black tutta la vita. Sasha Grey secondo me non è bella. Tori Black è meravigliosa invece. Ah, che brutta partita. In nazionale abbiamo veramente problemi, eh. Momento un po' difficile adesso, della carriera come indiana. Ronaldo. Fermato molto bene. Pirlo. C'è un po' in fuorigioco. Uno dei miei film preferiti è Vanilla Sky in assoluto. Mi saluti, ciao The Football Channel. Shaqiri o Cerci. Bah, è difficile. Shaqiri è un bel giocatore. Cerci ha dimostrato di saper giocare a calcio, però sicuramente Shaqiri ha scelto anche i mondiali, quindi sicuramente Shaqiri in questo momento. Ciao Niki. Ci siamo, però ragazzi non possiamo giocare così, siamo l'Italia, cazzo. Abbiamo vinto qualche mondiale, abbiamo vinto anche noi, cazzo. 4 mondiali, siamo qua a dormire. Veneziano, occasione della vita. Occasione! Che brutto, il Cume sente la tensione. Conte incazzato, non è Raul agghiacciante. Tevez forse domani non giocherà, la vedo dura. Pornostar preferita, Tori. Segui lo sci, seguivo adesso meno. Addirittura mi ha fatto uscire Conte, incazzato nero Conte veneziano, guarda Conte perplesso e guarda i capelli. Mamma, questi sono capelli veri. Oliver. Oh, Balotelli è entrato, cioè per Balotelli sono uscito, per Super Mario. Vabbè, siamo per. Punizione.
Finisce con CR7 o Messi, CR7 chiaramente. Finisce qua, brutta sconfitta. 5.5 ho preso. Brutta sconfitta. Potete giocate 0, una, insomma, gol 0, assist 0. Bari Pescara, signori, 32esima giornata. Non manca tantissimo, eh. Alla fine. È che purtroppo allora, info competizione, Serie B. Siamo... ok. Sono 22 squadre, quindi... Ok. No, sono 20 o 22 in Serie B? No, mi sembra no, 22, sì, 22. Quindi dai 42 partite devo fare. Ne mancano ancora 10. Allora, sì, allora, sistema, salva. Ciao Nikici. Il campionato migliore della Premier. Ragazzi, super big match. No. Cazzo sto facendo? Vai. 122 like, te lo abbiamo tutti, grazie. Ragazzi, non c'è poco da dire, questo l'abbiamo visto se vogliamo entrare in corsa per vincere la Serie B. Arriverai a un milione di iscritti di più, non penso, comunque ti ringrazio. Vai, Bari Pescara. Questo è il match dei match. Contro la prima della classe. Il come torna dopo una prestazione nazionale non positiva, purtroppo, che era un po' distratto forse anche il Bari viene da 2 sconfitte consecutive. No, questo non è mai fallo, ma non è mai fallo, ma per cortesia, ma dai. Parte subito nervoso, ragazzi, sugli spalti Cori contro il Pescara. Ciao Lilio. Lio, no. Scusa, sono un attimo teso perché questa è la partita decisiva. Ciao Gallo. Dai ragazzi. Dai ragazzi. No, così, perché così? Veneziano la ruba. Non la ruba per un pelo. E come sbaglia, la sentono. I baresi e Bari sentono questa partita. E anche Veneziano la sente perché la prestazione nazionale l'ha un po' stabilizzato. Non mi aspettavo di perdere così. Vai. E poi 2 sconfitte di fila per il Bari, non succedeva non so da quanto. Ciao amici di FIFA. Vai come. Vai come. Bravi. Niente da fare. Buttala in mezzo, buttala in mezzo. Buttala in mezzo. Il come entra. La sfiga continua. Ma che errore, ma che errore. Veneziano, missile da fuori, calcio d'angolo. Ma non so, c'è Giuseppe Lancia che la finisce live, non lo so, andiamo avanti ancora un po'. Dai come. Stacco imperioso, niente da fare. Tira da. Niente, non va, non vuole entrare. Comunque è un assedio adesso, Pasquato, adesso dai, quello contropiede ma risegnano loro. Sì, bene, non è contropiede, siamo a difesa schierata. Accio, Pasquato. Sembra Pescara di Zema, cazzo. Verratti, Insigne. Immobile.
Dai, fioi, dai. Squadre che mi piacciono sono Real Madrid, Leeds United e Dinamo Kiev, chiaramente. Allora, vai, Veneziano, bello il recupero di Veneziano. Era proprio sbaglio in maniera atroce. No, sono già ammonito, non scivolate, come devo ricordarmi. La PlayStation me l'hanno riparata in 22 giorni, me l'hanno riparata. Veneziano, scarta tutto il cume. Riesce a fare un passaggio giusto per oggi, eh. Il cume però la recupera di gran carriera. Fallo! Ma dai che è fallo questo! Niente, non va. Il Pescara tiene. Diciamo, sono già stanchissimo, cazzo. Ha fatto anche la nazionale. Proprio... No, Pasquato. Gol del Pescara, il primo tiro. Ciao Biagio. Ciao Simone. 1-0 Pescara. PlayStation preferita la PlayStation 2. Guarda che gol che ho preso. Adesso è dura, se perdo questa il primo posto è andato, rischio la terza sconfitta consecutiva. Il Cume recupera palla molto bene. E dopo sbaglia l'ennesimo passaggio, sta giocando disastrosamente Veneziano, Dai Cume, svegliati però, il Cume di fisico non ce la fa. Mamma mia che brutto momento, proprio adesso, proprio nel momento più importante della stagione. Veneziano non riesce a recuperare, è già stanchissimo. C'è da fare. Dai, fioi, dai, mettila! Niente da fare. Non è... Mamma mia, cosa ho rischiato. Cosa ho rischiato qua. Il veneziano di cuore. Ma mi è stata veramente l'espulsione qua. Ed era anche giusta forse. Ah, sto Pescara, ragazzi, va in A sicuro, Pescara va in A sicuro ormai. Spondere il Cume, ma niente. Il Bari sembra proprio stanco, finito. Altro fallaccio del Cume non fischiato. Mi stanno graziando, ma sono incazzato nero. Ciao ciao Lorenzo Hackett. Bella sponda. Ma no, là, va bene, dai, non è male. Mettila in mezzo. Il Cume di testa non ce la fa. Mamma mia che scoppolona. Caicon, gran giocatore. Che sono stato attraversato il suo momento migliore, diciamo adesso. Aia, Pescara. Ciao Power Strike Z. Esce Foschi. Passo molto indietro. 3 sconfitte consecutive per il Bari in campionato. La Serie A si allontana, Dai, crediamoci. Ma no, alto così. Ciao Andrea Ladda, ciao Matteo Toppi. I tifosi del Bari sono molto delusi.
Pilota più forte in questo momento di Formula 1 è dura. Diciamo che con macchine pari forse il più completo è Alonso, a parità di macchine, secondo me. Disastro. Ciao Madu. Tra Hazard e Neymar preferisco Hazard, io Neymar non lo sopporto. Finisce qua. Bari crolla, terza sconfitta di fila. Veneziano spacca fuori tutto in panchina. Momento veramente brutto. Niente, il Pescara a più 10, il Pescara ormai sta volando verso la promozione al primo posto. Noi dobbiamo puntare al secondo posto e comunque ragazzi è duro anche il secondo. Mamma mia che imbarcata che mi sono preso. Il pilota più forte di MotoGP è adesso Marquez, proprio sicuro. Contro il Modena. Ci voleva proprio questo. Vediamo un attimo, classifica capocannonieri che almeno questo vorrei vincerla. 15 è Cacia, si sta avvicinando anche qua. Bene. Assist. Primo Guana. Sì, ci sono i playoff. Siamo al Braglia, adesso Fiori non si può più sbagliare, se ne perdiamo ancora un altro rischiamo di andare anche ai playoff. Brutto momento ora passa, speriamo. Un attimo il telefono, scusate. Ok. Andiamo. Ciao Vanni Cucciol. Cumo scarpetta d'oro. Vabbè, Fiori, adesso però concentration please. Tutti insieme e ribaltiamo questa parte di stagione che sta andando molto male. Veneziano, spondere il Cume. Vettel o Alonso, diciamo che Alonso mi piace di più per delle cose. Vettel e il Bibitaro lo dobbiamo vedere in Ferrari, però di certo un binomio Germania-Ferrari è stato sempre fortunato, quindi dai, diamo fiducia a Vettel. Adesso scusate ragazzi, devo un attimo concentrarmi qua perché sennò rischiamo di buttare via tutto. Ferrari, sali fu. Dai che de punta, dai, va bene Emanuele che provo. Bravi Fioi. Veneziano vuole rispondere alle critiche che ha ricevuto il Bari in queste ultime giornate e del fatto che forse il Cume sia un po' gasato perché è nazionale. Non è vero ragazzi. Il Cume, tiro impossibile e c'è il gol. Incredibile, ho preso il palo clamoroso e gol di Folsky. Mamma mia Folsky, però veramente è un rapinatore anche lui, Folsky veneziano ragazzi, segnano sempre loro. Bravi. Bravi Fiori. Cosa ne pensi degli haters? Niente, non penso niente degli haters. Grande veneziano, un tiro da posizione impossibile, palo e parata, gol di Folsky, dai che risaliamo, dai. Il Cume se ne va. Overall 83. Come Royce e Lewandowski. Luppi. Beh ragazzi, portiamola a casa. Nardini. Signori. Luppi, bravo portiere. Veneziano, non riesce la sponda per Veneziano. Ferrari. Prendila vecchio, prendila. Niente da fare.
genere che preferisco di giochi, simulatori e sportivi. E strategici, eccoli questi tre qua. Ferrari. Cosa pensi dei preservativi? Che rompono le balle ma bisogna usarle. Luppi. Nardini. Ferrari, no, mamma mia ragazzi, dormiamo. Come dormiamo? Come non continui più M62, non lo so perché veramente è di una pesantezza quel gioco, cioè lagga da morire. È un gioco ottimizzato di merda, sarebbe un gioco no bello di più, sarebbe proprio una prodezza di gioco, ma prenderei Attila Total World, non penso. Penso che riprenderò, ecco, forse riprenderò Shogun, perché anche a Roma mi ha un po' deluso da certi punti di vista, il multiplayer mi ha deluso purtroppo. Forse riprenderò un po' Shogun in multiplayer, vediamo. Veneziano, 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 Veneziano scalta tutti, Veneziano, Veneziano, fuori, 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 fuori. Ciao Loris Loco, ciao. Cosa ne pensi delle prostitute? Che erano meglio nelle case chiuse. Rinvio di Pinsoglio. Semifinali Coppa Italia pronostici. Ora di là c'è, aspetta, Juve Fiorentina, Juventus, Lazio Napoli, penso Napoli. Juve Napoli per me sarà la finale. Vai ragazzi, distendiamoci, distendiamoci. No, così. Jesus Christ. Ancora, dai, 1-0, però dobbiamo fare il secondo gol, fioi, perché se no rischiamo di prendere dopo il golletto stupido. Ski Challenge 15 non penso di farlo. Minecraft sicuramente no. Siamo qui con il cuore come da vinci per noi. Dai, Fio, sto 2-0. Veneziano, sto pezzata ma non va. Tutti volete Minecraft ragazzi, ma è proprio un gioco che non mi piace Minecraft. Se fanno la grafica come Crysis allora lo faccio. Non c'è niente da fare. 1-0 è veramente, ho il terrore di una qualsiasi azione degli avversari. No, così, ma perché così? Forza, che va in culo. Il GTA, appena esce il GTA PC, sperando che non sia ottimizzato di merda, vai di video a cannone. Tanti live soprattutto. Dai ragazzi, dai. Bravo. Partita collosa, assolutamente. Partita collosa. Bravo il Come che recupera. Modena. Comunque non ha fatto niente il Modena, Il Come. Il Come si perde la palla. Ma porca leva. Lotta a centrocampo, concordo. GP4, anche GP4 non lo so perché su Windows 8 crasha abbastanza. Fioi. Dai però. Guarda che roba. Cosa ne pensi di Lindsey Vonn? Mi sta sul cazzo a me Lindsey Vonn. Preferisco la Maz, la Maria Reich e le altre. Proprio Lindsey Vonn mi sta sul cazzo. Poi sta insieme a Tiger Woods, insomma, che non penso perché è bello. Sinceramente. Veneziano. Mamma mia per poco. Il Veneziano è un po' in crisi di gol in questo momento. Mi saluti. Ciao Puntino Gamers.
Quindi la partita non rischiare, no. No, adesso, mamma mia, fuori di niente. Le dura, le dura, le dura. Ma fioi, però sti passaggi qua sono indegni, però. Occhio, gatto, 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 occhi di gatto, 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 no, 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 no. Vaffanculo, perché sti rischi? Ma perché sti rischi al 90°? Ma perché? Ma perché sti rischi? Ma buttiamola su, merdacce, madonna del signore. Il cume, il cume la spazza. E vaffanculo, abbiamo vinta, sfangata 1-0, ma porca miseria che rischio. Mamma mia che rischio, ragazzi. No, Raid non lo conosco, non so neanche se è bello o brutto com'è. Mai sentito. Mamma mia che rischio, che rischio, che rischio. Il Pescara crolla, crollo del Pescara, amici. Ma a me interessa più le altre squadre. Il Catania purtroppo vince. E il Vicenza pareggia. Giornata comunque positiva. Torniamo terzi a 59, a meno 6 però dal Catania. E a me... Fiori, le dura, le dura, le dura, le dura, le dura. Ciao Antonio. Ciao Puntino Gamers, ti ho già salutato. Bologna-Bari, sfida difficile. Salviamo, bisogna salvare sempre, ragazzi. Bisogna salvare. Casa produce dei giochi preferita. Ce ne sono tante, è difficile trovarne una migliore. Cioè... No, divisa, però capisco un cazzo, se no. Ok. Ciao Mimo87. Relax, Cube. Vai. 73 ragazzi, siamo andati a 77 addirittura. Dai Fiori, andiamo, portiamola a casa, Beppe, portiamola a casa. Bisogna vincerle quasi tutte se vogliamo andare almeno secondi, siamo a meno 6 al secondo posto, che è l'obiettivo onestamente più possibile, anche se comunque arrivare terzi, che almeno mi dà la possibilità nei playoff di giocare, avere qualche vantaggio, mi senso non ricordo perché purtroppo io odio i playoff, quindi... Io vado su, ok, buona continua, grazie Torquato, ciao, ciao Torquato. Ciao Dorejin Channel. Dorenji. Meglio se creo Lisan, secondo me gol del Bologna. Mamma mia che culo, mamma mia che culo. Grazie Traina. Eurotrack quando ritorna, beh, penso no, settimana prossima. È chiaro che devo capire però come non schiantare, cioè mi sono schiantato troppo, ragazzi. Ho perso 30.000 euro, ho perso con tutti gli schianti che ho fatto. Devo guidare un po' meglio. Bologna, miracolo, qual è il portiere? Grazie. Fine stagione cambi squadra, non lo so, vediamo. Vediamo chi mi vuole più che altro. Sto giocando non male, di più. Beh, la grafica di merda a me non dispiace, sinceramente, anzi, a me piace la grafica di PES, anche le facce dei giocatori sono fatte proprio bene, a mio parere. Dopo sono gusti, però. Qualcuno ha voluto fare una cosa un po' stronzosa. Calcio femminile purtroppo in Italia non è valorizzato ed è sbagliatissimo. In altri paesi come Stati Uniti, Germania, va alla grande e le giocatrici sono fenomenali. E anche belle, porca puttanona.
Dai, cavolo. Ah, era bello, però purtroppo la difesa bolognese ha recuperato. Comunque io sul PC ho messo delle mod che vanno a ricreare la grafica della PlayStation 4, quantomeno all'80%. Vai come? Con sta pioggia che sta rompendo i maroni. Vai, di testa! Non ci voglio credere, non ci voglio credere. Veneziano, cosa ha fatto? Come si è girato? E come la mette in gol? Oh, fuori di niente, che miracolo. Che miracolo. Siamo in 67 adesso, ma cos'è sta roba? Cosa mi ha parato? Cosa mi ha parato il portiere? Henibus, hai ragione, no, Henibus, no, Henibus. Che miracolo. No, gol e Bolò. E anche il portiere del Bari però ha fatto già 2 miracoli. Mamma che partita, la partita degli errori, o degli orrori, a voi la scelta. Il Cume prova un lancio per Volsky. Non possono pretendere però che faccia che sia assist alla Pirlo, cioè io sono un bomber, cazzo di razza pura. Il Borussia vince la Champions e retrocede, ma io penso che alla fine si salverà e uscirà agli ottavi per me. Contro la Juve. 0-0, ma che occasioni. Grazie Francesco. Bisogna trovare il gol, però non possiamo non vincere queste partite. Vai. Come sta giocando male però, Come ha fatto a pararla quel portiere del cacchio? Mamma mia, che brutto. Meno male che si riscatta Veneziano con una grande recupero, ma... Questi passaggi sono peggio di una merda. Sembriamo il Milan in questo momento. Lunga. Grazie Mimo87. Fai bisogno di supporto, però Cori da stadio bisogno. Cacia. Garrix. No. Grandissimo gol del Bologna, 1-0. Bologna va in vantaggio al Dallara, Cacia. L'uomo che in Serie B fa 1000 gol, in Serie A neanche uno. Niente da fare. Il Cume non se ne dà un po' come difesa. Ah, loro si mettono in difensiva adesso. It's incredible. It's incredible. Stiamo veramente rischiando, Poi i playoff non me li toglie nessuno. 2-0 del Bologna. Ancora Cacia. – 2-0 Bologna. Adesso rischiamo di perdere anche il quarto posto, forse, non lo so. Veneziano. Sbaglia il passaggio. Dai ragazzi, crediamoci, crediamoci. Ma va a cagare.
Dai, come svegliati, non è facile, Fiori, non dipende solo da me, che la squadra deve giocare bene. Veneziano, 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 lunga, ma basta con sti passaggi però, basta, per piacere. Veneziano, Veneziano, fermato subito. Mamma mia che brutta sconfitta. This is incredible cool. Andiamoci in Serie A. Non lo so perché sono anche i playoff, ragazzi. I playoff sono molto pericolosi. No, subito dovevo lanciarmi. Sono in fuorigioco. Il come prova un lancio. Niente, non facciamo un cazzo. Sono già andato in nazionale. Prima partita per Portogallo, ho perso, prendendo anche un palo. Sì che li gioco i playoff. Ma fine stagione te ne vai a Bari o no? Vediamo. Vediamo le offerte più che altro. Devo capire chi mi vuole. Veneziano. Veneziano fa un numero incredibile, il numero osceno di Veneziano. Prova un tiro impossibile da fuori. Niente, sconfitto ancora, il Veneziano non trova il gol da 3-4 partite. Mac Windows tutta la vita. Caccia ha fatto una prestazione strepitosa. Sì, andrei volentieri all'estero. Vediamo il Pescara pareggia col Qatar. Che occasione che avevo. Quinti, crollo. Siamo ancora là, per carità, ma quinti addirittura. Adesso sì che rischiamo anche di andare ai playoff, Bari Carpi, questa in casa deve essere vittoria sicura. Porca puttana. Bari Carpi, dai. Ciao ProGamer 2000. Impiegato amministrativo Dario. Questa deve essere una vittoria sicura, Che mi serve il fantacalcio, grande. Vai, bella stagione. Ci sono più i guanti, maniche corte. Ciao Black Vipers. Fuori gioco anche, sì. Da 1 ora e 50 minuti che siamo collegati, ammazza. Col Carpi dovevamo vincere e deve tornare al gol anche Veneziano. Ricci. Fuori di niente. Ma porca puttana. Pazzesco sta debacle, Sta debacle. 5 partite ne ho vinta una. Perse 4, non mi ricordo quanto, è veramente un disastro. Potevamo lottare per il primo posto. Eravamo a 3 punti dal primo posto. Fallo subito. Dai signori. Occio, mamma mia, meno male che l'ha sbagliata, ma Fioi, ma dove siamo? Ma dove siamo?
non gesiamo, non gesiamo. Non ci siamo proprio. Anzi, faccio questa e un'altra, poi stacco. Sono che ho un po' provato fisicamente nel parlare 2 ore interrottamente. Gol. Ma sì, no, siamo inguardabili però, Difficoltà massima. Veneziano sponda per il niente. Molto bene. Ma dai, però che schifo di Bari veramente, Enibus, mamma mia, che cesso di squadra adesso che siamo. Ora, la convocazione nazionale ha portato una sfiga. Vai, portiere tua. Già smetto, che spazio. 2 orette, fioi. Dai, per il gemello Folsky. Il Bari ricorderà comunque la premiata dieta Folsky veneziano, No, questo era perfetto, porca troia. Il Donnot parola, dato che qua ci vuole un Donnot, vabbè, lasciamo perdere. Veneziano, che cuore. Mamma mia che cuore del Cume. Dopo la perde ma va bene lo stesso. Mamma che cuore. Infatti anche l'allenatore applaude. Ocio. Fioi. Che siamo, sì. Ancora rischio. Ancora che rischiamo. Adesso non voglio pensare a nessun'altra squadra. Voglio pensare a far andare alla promozione a sto Bari che la mi come eravamo partiti, cazzo. Sembravamo il Barcellona, 6-0, 4-0. Siamo un po' persi per strada, purtroppo. Siamo ancora qua a lottare, però non siamo più il bel Bari d'inizio stagione. Con te 2 ore sembrano 2 minuti. Grazie, vecchio mio, grazie Francesco. Anche Francesco Fioi si cani dal ruolo di moderatore con Enibus, insieme anche Polei, ce ne sono certe che sono proprio lo zoccolo duro dei live. Però siete tutti meravigliosi. Ciao White King 99. Primo tempo orribilante. Potrebbe giocare nel Milan? Sì, invece deve fare qualche annetto al Milan per andare a portare a casa una Champions. Ricordo che il pallone d'oro l'ha vinto Messi, dopo comunque vabbè vediamo tutte le statistiche per fare gli anni, quindi diciamo che visto che conosciamo la carriera cumendiana non è Ronaldo 3, Messi 4, ma Messi 5 e Ronaldo 2. Ecco, perché qua siamo nel mondo cumendiano, quindi è tutto diverso. Mi scuso se sono un attimo più debole a livello di voce, ma sono abbastanza deluso. Anche perché se non diciamo neanche questa... Attenzione Gaudio, eccola qua. Grazie portiere, ti amo, però per favore ragazzi, se la perdiamo la pareggiamo e rischiamo di stare fuori anche dai playoff. Rischiamo di stare fuori anche dai playoff. Veneziano. Ma dai, però Fioi basta però, cioè, nel senso gioca meglio veramente una squadra di mongoli, cioè, porcari, per lollo. Letizia. Di Gaudio. Lener. Traffico. Francesco Spada mi emoziona. Ecco, ci voleva anche questa. Come stiamo giocando male. Come giochiamo male, ragazzi. Cube non segna più. E comunque questa modalità di PES è veramente bella, è proprio reale, momenti belli, momenti brutti, cioè PES questa cosa qua diventa un mito, è veramente una modalità leggendaria.
Veneziano. Siamo al 66esimo. Veneziano, ha bisogno di un lampo. Folsky. Niente. Gaudio. Dai Veneziano, bellissimo per Folsky. Dai Folsky, corri però Folsky. Veneziano, niente da fare. Bruttissimo, bruttissimo. Come non vede niente Giacomo, Craviotto non vede niente. Voi vedete tutto ragazzi? Riavviate, a volte capita, dovete riaggiornare. Veneziano, finta il passaggio, doveva passare. Lo conosco sì Eddie. Veneziano, sponda, ecco la tipicazione mia. Foschi va a cagare. Da fare. Pareggio sconfitta vuol dire rischio anche playoff. Quando finisce il live faccio questa e un'altra. Dai, l'ultimo respiro esce Foschi, autore di una prestazione schifosa. Veneziano sbaglia anche le cose elementari, anche risponde. Mamma mia, come giochiamo di merda. Cosa fai dribbling? Ah, Dio santo. Colpa della nazionale. Assolutamente. Riaggiornate se non vedete gatto, 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 gatto. Ho rischiato anche di prendere il gol. Ciao Simone. È tornata anche Eli. Sponda. Siamo messi male. Ragazzi, no così, no così, no. Sì, arriverà Football Manager. Finisce 0-0. Mamma mia che prestazione. Veneziano non segna veramente più. Come sei un figo, grazie Rios. Vediamo, il Vicenza pareggia, il Catania vince, malissimo, il Pescara pareva, potevo approfittare, incredibile. 60 punti, il secondo posto a 8 punti, anche il secondo... Catania prima, lo sapevo. Siamo quinti, tranquilli, almeno sotto il quinto posto dovremmo andare, però 8 punti dal secondo posto, la promozione diretta me la sogno. Me la sogno. Cittadella. Vediamo la classifica capocannonieri. No, ho sbagliato. Serie B. Classifica gol. Cacia si avvicina, stiamo prendendo anche il PC, cazzo. Bene, molto bene. Dai. Ciao Bomber 21. Contro Cittadella, per cercare di salvare il salvabile perché siamo messi male. Vai. Vai di cuore. Vai di cuore. Siamo in cara San Nicola con uno striscione per veneziano gigantesco. Cume, non mollare. Regalaci un sogno. La serie A. Veneziano subito fuori gioco. Tranquilla Eli. Ricomincia la carriera di FIFA. Vediamo. Veneziano. Vai Cume, ti prego, di fisico niente da fare. C'è molta pressione nel Bari perché il Bari che era tranquillo, sicuro di giocarsi anche per la prima posizione, adesso tra virgolette rischiamo anche i playoff. Dai, Cume di testa, l'incorna!
Non ci credo, un'incornata meravigliosa, sembrava un angelo. Il cigno di Utrecht come Van Basten, parata del portiere. Incredibile. No, domani non ci saranno live. Domani è sabato, ragazzi. Male, male. Che miracolo che è, niente, non ne sta andando più una, Rischio di perdere anche il capocannoniere. Serve l'acuto finale. Oddio, mamma mia. Il ciglio di Venezia. Grazie Simo con Pro Cycling. Quanto siamo in classifica? Siamo quinti. Siamo ancora, ma porca puttanona. Dai Kume, per Forsky. Dai Forschino. Dai Forsky, bellissimo. Qua Forsky fa una gran cosa. Vai Kume, sei da solo. Il Kume ancora. Al volo, bellissimo, è miracolo. Vabbè, basta allora. Allora diciamolo, non mi volete in Serie A. Non so niente da dire. Grande Kume, che cuore. Però cosa ha preso? Ciao Matteo Marchetti. Ciao parole. Non c'ho parole. Non c'ho parole. Un altro miracolo. Siamo a 2. Brutto fallo di Veneziano qua, mamma mia. Lunga. Daniele Brogna non lo conosco. Ciao Teodo Hart. Ciao Tommaso. Dai Veneziano. Brutto. Pro Cycling non penso di farlo. Niente, non è. Guarda che cuore che ha sto ragazzo. Guarda che roba. Veneziano, questo non è mai fuori gioco. Passo. Sesso a 12 anni. Sesso non può esistere a 12 anni, al massimo esistono le pippette. Dai Marcolino, che Marcolino. Sono state lì, Francesco, è una merda, 2 miracoli. E rischiamo di pareggiare anche questa ormai. Non so il Catania, che è primo. Il Catania era chiaro che tornava in corsa perché è la favorita numero 1. Veneziano, bellissimo per Forsky. E Forsky stavolta se ne va di gran carriera. Grande Forsky. Sì, però poi passa, o tira, fa qualcosa. Forsky, Veneziano. Veneziano se l'autopassa, ma cosa fa? Sono nervoso, c'è da fare. Incredibile. Bravo portierone. Dai, un gol, bisogna vincere, non ne vinciamo più una. E il Kume non segna più, è anche sfortunato purtroppo. Bravissimo, qua gli fa veramente una gran giocata. E Forsky spreca tutto. Neanche Forsky non c'è nessuno, non c'è proprio. Ciao F1 Italian Game e FIFA Italian Game. Momento veramente difficilissimo della carriera, il più duro in assoluto. No, non correrci dietro perché sono i fuorigioco. Mamma mia, per poco. Se ti fanno un'offerta al Napoli, adesso sto pensando solo alla mia squadra, ragazzi. Solo al Bari. Bravo.
non ne va una, Qua rischiamo un altro 0-0. E questo incaggio è pesante, un po' di fischi del San Nicola, Ah, Gesù. Foschi, bello questo per Foschi, per Veneziano. Bella sponda questa. Veneziano, buon passaggio. Ma tu troppo sul portiere. Ciao Bomber 21. Dai che sbagliano anche loro. Il Cume la passa, ti prego segnala, devi segnarla. Gol finalmente. Almeno arriva l'assist del Cume. Che cazzo. Stevanovic fa esplodere il San Nicola. Dio mio, finalmente sbagliano anche loro. Sì, cazzo. Il Veneziano fa un grande assist. Porca miseria. Grande Stevanovic. Arriva l'assist, anche se non è arrivato il gol, pazienza. Se dobbiamo tenerla veramente alla disperata. Veneziano fa qualcosa di mitico. Veneziano la tira su. Dai, ancora. Dai. Ciao Davide D'Alesio. Non è neanche angolo, ma dai. Il San Nicola è letteralmente esploso. Veneziano era bello, peccato. Recupera molto bene qua. Cosa fa uno di colore in discoteca? Come, dimmelo. Gerardi, 85esimo, per favore teniamola, per favore, pecorini. A questo punto ragazzi registriamo ancora perché ho voglia e perché voglio vedere come va a finire questa stagione. Veneziano di super cuore, ma rimane a loro. Ma ancora il Cube, ovazione per il Cube che la lancia su. Ovazione per il talento. Il Cume vuole il gol. Mamma cosa ha fatto. Il Cume, tiro da fuori, parata, non aveva le forze per correre. Mamma, almeno perdiamo tempo, grande Cume. Finale di partita strepitosa. Ti prego, fischia, porco. Sì, 1-0. Devo fargli parlare l'abilità leader. Ok. Milione in campo veneziano. Ed è arrivato un assist magico. Grande assist. Allora, il Catania pareggia. Bene, buona notizia. Il Pescara, crollo del Pescara. E anche crollo del Vicenza. Tutto si riapre, ragazzi. Questa è la Serie B. Frosinone. Grazie, Franci. Godo come un riccio. Salviamo. E continuiamo, ragazzi. Attenzione. Madonna, quanti visitatori. Mamma mia. Mamma, ho recuperato tantissimo in questa giornata. Vai. 77, ragazzi, il nostro record. Grazie, Mike 7. Dai. Sì, lo conosco, Eddie. Tutto riaperto, Anibus, tutto riaperto. Dai, e col Frosinone calcio ne voglio un'altra. Deve dare morale questa partita. Deve dare molto morale. La partita di prima, 1-0 pesante, proprio sfangata e sconfitta di tutte. Tutte hanno perso. Hanno perso tutte. Solo il Cume non perde. Grazie, Mimo87. Hai mai detto qualcuna? No, mai. Ecco, il portiere fa sti rinvii da merdoso. Dai, raga, dai. Belli, questo forse c'è. Lunga. Peccato. Cocker, Mille, ti saluto. Vai, Veneziano. The Masterpiece Cume. Ma fanno del coglione Cume, altro che The Masterpiece. Che errore che ho fatto. Devo recuperare anche Folsky però, perché Folsky sta giocando male. Ciao Poleiman, notte, ciao vecchio. Gessa.
Folsky, bravo Folsky. Veneziano, forse corta. No, arriva. Come cosa voleva provare? Se entrava sto gol me ne andavo. Mamma, cosa voleva fare il Come, ragazzi? Mamma mia. Cosa voleva fare il Come, raga? Dai, però. 21esimo già, come passa veloce il tempo. E questo cosa fa? Bravo. Mentre Frosinone, però non giochiamo bene, cioè soffriamo con tutte. Grazie che so strappare sempre un sorriso. Sei pronto anche a strappare le mutandine alle fanciulle? No, scherzo. Scusate ragazzi, sto cercando di stemperare a un Bari che mi sta facendo soffrire alla disperata proprio. No, Kun non lo conosco. Kun Dispa. Vai Kume. Buon passaggio, non era per lui, ma non era per lui, dolce Kume. Notte Cocker. Veneziano, buon passaggio in profondità. Passaggio in profondità, anche questo sbagliato però. Poco stress e gioca a PES. Sì ragazzi. Ciao, fine primo tempo ormai. Fuori. Franci LOL, ti ringrazio. Ciao Samuel. Ah, ciao Samuel, sì che mi ricordo. Dai, però. Buttala su. Questa potrebbe essere buona, neanche questa. Fanno un passaggio giusto. Frosinone 0, Bari 0 al comunale Matusa. Grazie Pro Gamer. Non riusciamo a trovare il gol però, mamma mia. Penso la stiamo riaprendo la stagione, con l'ultima partita, ti prego, segniamola, Fioi, vi prego. Come non segna da 5 partite ormai. Forse non sono più le capocannoniere. Neanche Fava, il furto continuo. No, faccio i live quando voglio, non proprio il venerdì. Per esempio l'altro venerdì non l'ho fatto, mi sembra, cioè dipende. Vai Venezianone, ti prego, neanche questo. Io gioco molto in profondità, è proprio il mio gioco. Gioco contro il PC. Dai Folsky, dammela giusta. Niente, Folsky non c'è. Grazie Roberto Fontanive. Qualcuno fa una cosa che non serve a niente. Bruttissimo fallo. Brutto. Non rosso però, ti prego. Non che infortunio giallo. Grazie Franci. Grazie Rick per il consiglio di mettere like sul video, molto gentili come sempre, meraviglioso. Soccorso a bordo campo, poco papo, ha detto. Gori, no, Masucci, fuori di niente, grazie. Sarebbe bello sì con il buon Eddie. Ho registrato 2 video oggi di Project Car. Grazie a questi live mi è tornata la voglia alla grandissima di registrare, veramente grazie a voi soprattutto, siete stupendi.
Anche giocare a PES con voi è un divertimento. Faccio fatica a staccarmi, cazzo. Infatti penso che le ragazze sono single probabilmente. Però è impossibile staccarsi. Da fare. 67esimo, sono anche molto stanco. C'era crack, non lo so, però se potete comprateli i giochi, che è meglio. Se facciamo girare un po' sta economia. Niente da fare. 72esimo. Lanciami, ma non ma sì, però ragazzi, ma questi non sono lanci, anche io posso giocare in Serie B se questo sia lo standard di passaggio. Niente, un altro paese, questo pareggio segna definitivamente la fine delle possibilità di arrivare secondi. Contando che la terza non potrà mai avere un vantaggio di 10 o più punti. Secondo, vai veneziano, il cuore, dai il fulmine a ciel sereno, dai il fulmine a ciel sereno, di sinistro impossibile. Grazie French, grazie veneziano, cosa recupera, mamma mia. Però veramente il dio del calcio dovrebbe regalarmi il gol alla fine. Veneziano, veneziano, e la mette su errore del portiere proprio alla fine. Signori, torna al gol dopo 6 partite. Gol mostruoso del Cube. Che culo vai gol. Che culo vai gol. Che culo vai gol. Che culo vai gol. Ci ha creduto fino alla fine, ragazzi. Ci ha creduto fino alla fine. Lancio mostruoso. Mamma mia, guardatelo, guardatelo, il Cume la devia forse leggermente proprio di culo e la mette, e la mette, e la mette, ti amo Cume, ti amo Cume. Adesso dobbiamo resistere però, il dio del calcio mi ha ascoltato, ma adesso bisogna veramente tenerla perché questa sarebbe una vittoria di una pesantezza devastante. Vi prego ragazzi, teniamola. No, no, no. No, deviazione. Proprio di culo l'ha presa. Ha beffato il portiere, il tipico gol di rapina del Comenda anche nella realtà, ragazzi. Questi sono proprio i miei gol, fioi. Che viscido, che gol viscido che ho fatto. Dai, dai, andiamo a chiuderla. Andiamo a chiuderla di testa. Di testa, parata, peccato. Dai che fischia al 90esimo. La sto portando a casa al 90esimo, Beppe. Fischiala, ti prego, Beppe. Fischia, Beppe. Fischia, Beppe, fischia. Buttala su. E si va a vincere, grazie. Madonna che vittoria. Madonna che vittoria. Mamma mia che vittoria pesante. Come il culo della Bindi, mamma mia. Mamma mia. Mamma mia, vediamo le altre. Il Catania pareggia, attenzione, il Catania pareggia, il Vicenza pareggia, il Pescara vabbè vince. Mamma mia, 66-71. Si è riaperto tutto. Livorno-Bari, questo è molto insidioso. Ormai ragazzi finiamo il campionato. Ormai lo finiamo ragazzi. Se avete voglia lo finiamo insieme. Andiamo avanti. Dopo tanto arriva il gol anche, vediamo. Classifica gol 16-14, bravo veneziano. Mamma mia che cuore. Livorno-Bari. Tutti ok. Live micidiale questo. Ci diventa uno sgabrutto. Vai, scusate, sono molto concentrato adesso.
Il Come trova il gol, cazzo, un gol che veramente devi dire, per me che sono i veri gol d'attaccante, cioè un attaccante deve segnare anche così, non per forza sempre l'Eurogol, è qua che si decide il tutto. Siete due vittorie pesanti, ma in maniera devastante proprio. Grazie Fab dei live che sono belli, grazie. Tenimo duro, figlio, tenimo duro. Una tua fan sull'autografo sulle tette, lo faccio volentieri, ma prima dobbiamo pensare a sta stagione. 22:48, madonna, sport live, vabbè. Vabbè dai, oggi è andata così che si sbozza, vuole giocare, devi stare con voi, vaffanculo, dai. Livorno, però Livorno è durissima, questa è veramente una partita, ecco, vincere questa secondo me si può dare una grinta ancora in più, perché le altre stanno rallentando anche le altre, avvantaggiato, solo che c'ho Livorno è forte purtroppo. Luci, fuori gioco, beh cazzo, non volevo vincere l'Oscar, grazie. Veneziano sponda. Vai Come, vai Come, vai Come, vai Come. No. Ma perché? Però comunque le soffriamo, cioè. Non le vinciamo più una 2-3-0 da non so quanto. Ciao Eli, grazie, sempre gentilissima, baci, ciao. Anzi, veramente un bacio a tutti in questo momento per il supporto che mi state dando. Oddio mio, adesso fanno tiki-taka, testi qua, tiki-taka, i tiki-taka fa famosissimo. Se ripressiamo, credo che non possiamo sfangarle tutte così, però, Non ho parole per descrivere queste battute. Sono una mongola e fiera, una mongolfiera. Ma guarda Livorno, tiki-taka del Livorno che sembra il Barcellona. Bravo Folsky, e questa forse è buona, niente, sono ancora vinto, poi sono stanco, sto giocando tanto. Il Come la prende, potevo passarla. Dai Come. Ma no così! Non possiamo sprecare gli angoli così, ragazzi, ma perché? Il Comendone, tiro da fuori, brutto. Dai, Fioi, dai. Il Come la recupera insieme al suo compagno. Dai Steva. Sono già distrutto però, extra velodura. Se faccio una lezione su un aereo la capisco al volo. No. Sì, il Livorno è nato da Pep Guardiola, veramente. Recupera bene qua Koser. Sono veramente distrutto, ragazzi. Un secondo tempo veramente dove era la speranza di fare gol. Non so come possiamo fare gol, onestamente. Non saprei proprio. Luci. Bravo, dai. Bravo Come, ottimo intervento. Però sono veramente stanco. Sì.
Buono, dai che la prende, dai che la prende, dai che la prende. Dai, metti in the box. No, in the cool, in the box ho detto. Ma va che... Come la recupera? Non è... sì. Già ammonito. Ennesima munizione. Forse sarò squalificato anche per la prossima. Non ci voleva proprio. No. No, 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 no. Non lasciarmi, Francesco. Non lasciarmi, Franci. Non lasciarmi. Dobbiamo arrivare alla 42esima giornata e poi chiudo e ci spareremo a penso al 95% di playoff nel prossimo live con la nuova stagione anche. Sarà bene, il prossimo live sarà comunque una figata. Su PES non ci arriva. Veneziano è proprio finito 67esimo, non c'è nessun modo per segnare, ho paura. Solo un miracolo ci può dare il gol. E non è mica sempre Natale, prima ho avuto culo, è difficile aver culo ancora. Grazie Douglas Maicon. Oh, ciao Maicon da Trigoria. Grazie Franci LOL. Guarda il Livorno come sta giocando però ragazzi, mamma mia. Oh. Addio no, ecco, non perdere però anche un punto adesso è importantissimo. Tutto fa brodo in questo momento. Ciao ragazzi. Live notturno su Fly Simulator lo voglio fare, un'idea che avevo già, però bisogna farla un sabato notte quando tornate anche voi dalle vostre porcellate. Vai Kuma. No, il Kuma è distrutto ragazzi. Kuma è finito sta partita. No. Ecco Ala. E prende il rosso, terzo o quarto rosso stagionale. Ah, porca puttana. Vabbè, la giornata l'avrei persa comunque. Non prendiamolo. Mi girano i coglioni quando vedo il possesso di palla così. E poi per recuperarla questo è il rischio ragazzi. Sono attaccante così. Gol del Livorno, pazzesco. Vantaggiato, chiude tutto. Vantaggiato, chiude tutto. Perché il Kuma è troppo figo, non è vero. Basta, perso tutto. Playoff sicuri, ragazzi. Peccato. Brutta sconfitta al 90esimo. Allora il Catania vince, basta, conclusa. Vicenza col Pescara, vabbè, insomma. Quarto posto, 8 punti di distacco, andata, dai. Virtus Entella, adesso bisogna pregare il Signore che la vinciamo. Ti prego. Pareggio, sì, ciao. Quarti 67. Basta Catania e Pescara, il Bologna può giocarsela. Tre giornate mancano. Ciao Matthew. Vai. Chiudiamo queste 3 partite e
Poi nel prossimo live, che faremo molto presto perché non vedo l'ora di capire cosa succede, vediamo se riusciamo ad andare in Serie A. Come stai in Serie A? 3 partite, ragazzi. Vai, come. Cerchiamo di finire bene, cioè, almeno quarto, cazzo, cioè, veramente, non ho parole, anche se terzo sarebbe meglio per i playoff, avrei più possibilità con la miglior classifica. Bravo Kuma. Vabbè. Come sbaglia. Attenzione, Rivas. Portiere, bravo. No, finisco le 3 partite, ragazzi. Faccio le 3 partite che mancano e poi andiamo in playoff. Veneziano, bella questa di Veneziano, usa il fisico, il cume, però poi fa un passaggio da cioccolataio. Ciao Lorenzo, ciao Francesco Spada. Come non mollare Anibus, ci provo, io però il secondo posto ormai è utopia pura. Cioè. Devo vincere tutte e sperare che le perdano tutte e 3, le altre mi sembra una cosa un po' impossibile. Speravo nella promozione diretta. Dai, no, come, dai però. Sponda veneziana, bellissima, vai Voschi, Voschi, mamma mia! Penso assist del Comendone e Foschi la mette dentro, grande Foschi. Ok, Fra. Bravi, 1-0. Quanti punti buttati via, quanti punti buttati via però. I tifosi del Bari sono amareggiati perché sanno che l'occasione di andare in A c'era. Hanno fatto una bella squadra, Foschi, Cumena devastanti. Troppi pareggi ho fatto, troppi pareggi. Ho perso le partite chiave. Svizzero? No, come indiano. Scaricatore da porta abusivo, grande veneziano ancora sponda. Tipica azione del Bari di quest'anno. E il come non ci arriva, peccato. Ciao Mimo87. Chi non riesce a vedere live, guardatevelo dopo in differita quando è caricato sul canale. Perché le ultime partite sono comunque importanti, anche se ormai i playoff sono sicuri. Insomma, i playoff sono sicuri, il secondo posto è andato, perché salvo miracoli veramente scandalosi. Vai Kume, buono. Vai Kume di testa, incornata! Solo un gol finora. Quello ti sei perso, Torquato, ti sei perso purtroppo un Bari che non arriverà secondo al 99%. Essere comendiani nella religione, uno stile di vita, vai. Vai Kume, speravo lo stop di petto, la girata comunque sarebbe stato un gol fenomenale.
I tifosi del Bari sono comunque venuti a vedere la Varese, però sono un po' demoralizzati perché le possibilità anche di vincere il campionato c'erano, onestamente le avevo le potenzialità. Ho pagato in due mesi, non mi ricordo, se mi ricordo, mi sembra marzo e qual era, novembre forse, insomma 2 mesi che ho fatto male, addirittura sono neanche secondo, addirittura fuori dalla lotta per la promozione diretta. Lunghissima. No ragazzi, la mia religione è diversa, cioè non ci sono crocifissi o cosa, ma nella mia religione l'apparizione è stata un piccolo cume che dava un bacino a tori. Questa è la cosa, questo è il nostro simbolo. Fioi, dai. Non vinciamo 2-0 da 60 anni. Grazie, la giustificazione live del cume. Occhio, si chiama almeno di chiudere bene il campionato, voglio comunque... Cioè, almeno terzo sarebbe stato bello, che miseria. Questo non è fallo, infatti. Tra poco supererà il cristianesimo. Dai, sponda, eccola, questa è la nostra azione, questo dobbiamo fare. Quando viene questa le vinciamo sempre le partite. No, sti rinvii però. Ciao Michela, saluto la ragazza di Rios, fai il bravo, fai il bravo, trattala bene e fai tanti bei regali. Non fare come Kume che gioca 1000 ore solo da un messaggio perché se no so cazzi, Wiggins. Bello sto coso. Partita comunque non eccezionale neanche questa, Ho sfruttato però il gollazzo di Folsky. Eccolo qua, dai. Troppo lunga. Mi sembrava meglio, mi sembrava. Bravo Rios, bravo. Alle 23 ancora 64 spettatori. Sono tanti ragazzi, non lo so perché live ne ho seguiti pochissimi. Ciao Ste. Pensi ai live d'estate con il callo, quelli saranno belli. '85esimo, dai, chiudiamola. Dai, no, portiere, 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 bravo. Stiamo attenti. Sono troppo imprecisi. Mi saluti? Dai, come prendi? All'89esimo. E purtroppo hanno la palla loro. Difendiamo. Bravissimo. Come buttala su. Non così, però ha fatto il fighetto col tiretto d'esternazzo così. Che cazzo ha fatto il Kume qua? Finisce 1-0, sì. Michela è la mia fans, grazie Michela. Come ti piace la nazione? Mi piaceva, mi ha portato le balle perché al massimo vinciamo 2 vittorie quando siamo miracolati. Note, ciao Dario. Vediamo un po'. Allora il Vicenza perde, credibile. Il Catania ha vinto, vabbè il Pescara ha pareggiato. Allora siamo a 70 punti, meno 5 dalla promozione diretta e mancano 2 partite, quindi insomma è proprio impossibile. Dovrei fare un miracolo, una roba, se una roba del genere, ciao. Ternana, Ternana calcio, beh questa bisogna vincerla. Con la Ternana bisogna vincerla. Beh, sesta per la Ternana, in coglioni, la Ternana sta lottando per... Ciao Luke LB, aspetta che adesso mandiamo un messaggio. Ok. Allora.
Ok, vai. Ternana, alla fine non è così facile, non è così scontata sta partita, eh. Mamma mia, si strava sto gol. La live terminerà con la stagione, sì, i playoff nella prossima e l'inizio della nuova e capire dove andare. Il mercato impazzirà proprio per Veneziano che comunque... Vai come, vai come. Cerchiamo di frenare con 3 vittorie, sarebbe bello. Anche se gli impianti aumentano, ragazzi, i rimpianti veramente aumentano. Bojinov. Russo. Ciao Davide, ciao Fra. Gol della Ternana. Grande Franci. Stiamo perdendo, cazzo. Mamma mia che Ternana, ragazzi. Stiamo morti sta Ternana. Un attimo che rientro Folsky, conta fretta Folsky. Veneziano di cattiveria pura. Oh, quest'anno a proposito neanche un rigore mi hanno dato, uno forse. Porca, è vero, questo non ci ho neanche pensato, proprio rigori zero. La cosa che mi penalizza sono i rossi, lo so. La stavo passando, vaffancuore. Chiaramente con una pareggio che una sconfitta sarebbe matematico e non arrivare secondi. Questa Ternana è veramente una buona squadra, infatti dovremmo stare attenti ai playoff. No, subito però. Russo. Mamma mia. Fuori di poco, ma era fuori gioco. Dai ragazzi però. Peccato perdere questa. Veneziano stop imperioso. Passaggio strepitoso e vogliamo il gol, e vogliamo il gol. No così, ma perché sti cross? Ceravolo. Ah, sta Ternana della minchia. Si mancava solo sto bel passaggio. Niente, Ternana veramente domina il mondo. Mamma mia che Ternana. Vai Cuba. Questo può essere positivo. Ma di poco, ma che a puttana. 1-0. Sì, la Ternana sta giocando veramente come se avesse vinto la Coppa del Mondo.
Forza Bari, sì, Torquato, forza Bari sempre e comunque. Diciamo più a fare azioni però. Dobbiamo ricaricarci bene per i playoff però, perché se giochiamo così i playoff non passiamo, Un altro anno in Serie B non avrei proprio voglia di farmelo. Occhio. Bosino è un giocatore di qualità comunque, Che partita di merda, oh. Ciao Ste. Partita veramente noiosissima adesso. La Terrana sta bene chiaramente. Ternana veramente fenomenale. Non sono neanche stanco adesso, Il Bari sembra non crederci. Bella. No. No, Kuno, questo è un brutto errore. Brutto, azione orrenda. Non aspettavo proprio una partita così brutta con la Ternana. Aia. Mamma mia. Siamo ancora in 63 ragazzi, grazie. Si è piaciuto arrivare almeno terzo, invece anche il terzo posto se ne va. No! No, non darmi il fallo. Dio, ste manie che ho. Boginov. Boginov fa numeri d'alta scuola, mamma mia, Boginov come Messi. Boginov come Messi. Il Cume, mamma mia che cuore, mamma che cuore, ma Veneziano è distrutto. Veneziano è distrutto. Veneziano è distrutto. Veneziano è distrutto. Giusto a passarla. No, non ci credo. Ma non ci voglio credere. Che errore. Neanche il pareggio. Dai. Finisce qua, Ternana 1, Bari 0. Per il Bari finisce il sogno della promozione diretta. Adesso dobbiamo capire come arriviamo ai playoff. Ultima giornata adesso. Grazie Tommaso De Martini. Vabbè, vincevano tutte e due comunque. Ok, almeno solo quarti. Possiamo solo quarti. Anche quinti. Ecco, almeno quarto voglio rimanere. Vabbè, no, attenzione. No, no, Fioi, cioè, la situazione è bruttina. Devo vincere assolutamente perché se no la terza ha più di 10 punti. Guardate come mi sono ritrovato. Devo vincere. Se pareggio, sono cazzi. Devo vincere per forza, non che credo. Non che credo. No, è incredibile. È incredibile quello che vedo. È incredibile. No, ragazzi, adesso veramente mi concentro solo sulla partita, scusate. La squadra Bari è arrivata a 16esima, che ha vinto, dopo vediamo tutto, vediamo tutto. Coppa Italia, allora, De Jong, miglior giocatore, capocannoniere Totti, uomo Massimo Torrivo, premio miglior allenatore Inzaghi. Questa è la squadra. Il Milan ha vinto la Coppa Italia, miracolo, ok. Dopo vediamo tutto comunque. Ragazzi, adesso però la concentrazione è totale perché la dobbiamo per forza vincere.
Record 3 ore di live. Final match. Se perdiamo siamo fuori. Possiamo rischiare di essere fuori dallo spareggio. Ragazzi, ho bisogno di commenti e supporto su questa cosa, Il San Nicola. Il San Nicola è tesissimo. Ci siamo ritrovati addirittura così. Ragazzi, vedo pochi commenti su questa situazione disperata. Fieve, prego, supporto. Ma porca puttana. Facciamo vincere noi, speriamo, ragazzi. Adesso tutti insieme per un solo obiettivo. Almeno anche i playoff sono a rischio. Cioè, è pazzesco, È pazzesco. Anche un pareggio può non bastare. Se vincono tutte e due, sono fuori. Ma no, Fiori, no, è pazzesco. È pazzesco. Vinci, il fallimento non è contemplato. Sì, Torquato, vinco per voi. Il Comendone, niente da fare. Il Bari si è proprio smarrito nel momento più importante. Vai Comendone, missile del Cume. Bravi, bravi, state commentando alla grande, grazie. Grazie ragazzi, grazie di cuore. Sponda che non va. Incredibile, incredibile al San Nicola. I tifosi sono scioccati, se arriviamo ai playoff, veramente salta l'allenatore, saltano teste, ragazzi. Saltano veramente le teste. Devo capire se posso vedere i risultati delle alte, penso mi serve quelle del Vicenza e del Pescara teoricamente. Ora il Catania e Pescara, non mi ricordo, ho guardato anche di merda. Quelli sono i risultati che mi devono interessare. Pescara e Vicenza, che il Catania è già primo ormai. Aspetto commenti, se è Pescara e Vicenza. Tensione comendiana, sì. Come? Il Cume ci prova. Sì, sì, ok. Prossima live, forse domenica, Football Manager. Sì, soprattutto Vicenza. Pescara e Bologna. Ah, Bologna. Giusto, Pescara e Bologna. E il Vicenza è quello dietro, è vero. Ok. Il Cume prova un tiro al volo. Di prima più che al volo. Partita decisiva Cume, la tensione. No, neanche l'angolo. La vedi che la squadra è tesa. Non c'è gli altri risultati? No. Vai. Ciao ProGamer 2000. Dai ragazzi. 45 minuti per non buttare via tutto. Madonna, incredibile. Anche Tori è con te, tutto il mondo è con me. Vogliamo il gol playoff, vogliamo. Ma pazzesco, guarda che è incredibile sta stagione, pazzesca. Potevamo vincere tranquillamente il campionato, ci ritroviamo quarti a meno 8 dalle terze. E stiamo pareggiando e manca un tempo.
Pazzesco. Pazzesco. Mamma mia, Fiori. No, 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 ragazzi, no. 55esimo. Ciao Andrea Magris. Siamo quasi al 60esimo. Il Bari non si sta mettendo il cuore, però. Veneziano l'ho inquadrato e proprio incazzato. Lei lo sta parlando anche con il mister, che il mister vuole di più anche da lui, ma ne arrivano palloni. Ne basta uno, cazzo. Uno e prometto di segnarlo. Uno e prometto di segnare, cazzo. Ma ho bisogno di un pallone almeno. Devo avere la mia occasione. Almeno uno, ragazzi, almeno uno. 200 like, grazie ragazzi. I 65esimi tifosi del Bari sono impietriti. E io anche. Segna coraggio, grazie, perché quanto siete fenomenali, però. Dai, 20 minuti, i tipici 20 minuti comendiani. Il tutto per tutto, forse indecisivo, forse indecisivo. Dai, dai ragazzi, per favore, per favore, per favore, per favore, per favore. Non così, non così. La squadra ha proprio una tensione. Fuori gioco. Oh, da quando sono andato in nazionale è cambiato tutto. Ma perché mi hai convocato, Conte? Ma perché? Voglio fare i tuoi esperimenti del cazzo. Ristabilizzato tutto. Forsky. Veneziano si gira. Il Cume. Il Cume fuori di niente! Usa il Vodekent. Vai Cume. Questa può essere la tua occasione. Niente. Vai, vai, è molto polemico il comendone, però anche l'allenatore ha sbagliato, adesso mi incazzo, l'allenatore che cazzo fa l'allenatore? Compra qualcuno, no, a gennaio, va a cagare, va. Papà sta impietrito in tribuna. L'ultimo coraggio, 8 minuti. No, ma non me lo puoi fischiare. Ammonito. Fallo per il bot. Forza Q. 8 minuti, 7 minuti alla fine. Dobbiamo gettare il cuore oltre l'ostacolo ormai. Almeno una delle due. Non lo so, non so più cosa pensare. Non so, vincono tutte e due, tanto è sicuro. Mi devo aggrappare, non so cosa. Vai Cume. Vai Cume, vai Cume. Portaci a Berlino. Tira, 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 da gol! Ed è gol! Ed è gol! Ed è gol! Assist incredibile Depp! Chi cazzo è Depp? Gol di Depp! L'eroe Depp! L'eroe Depp! L'eroe Depp calma! 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 Tutti in difesa adesso, tutti in difesa! Tutti in difesa! L'eroe Depp! L'eroe Depp! L'eroe Depp! Calma, Fioi. Fioi, calma. All'ultimo istante. All'ultimo istante difendiamo tutti adesso. Non devo prendere munizioni, però. Fioi, calma. Buttala su. Buttala su, buttala su. Parcheggiamo il bus. Mamma mia, però le mie. Oh, devo dire una cosa, le mie carriere sono pazzesche, però tutte così. Oh, questo lo devo dire. L'unico complimento che mi faccio è che veramente ho le carriere pazze. Ho le carriere pazze. Ho le carriere pazze. E Deb la mette. E il Cume tira il missile. E c'è il fuori, ma chi se ne frega? Siamo ai playoff. Conquistati i playoff. Incredibile.
Incredibile, incredibile, incredibile. Grazie come per questo assist. Grazie per questo assist che me lo deve dare chiaramente assist 1, grazie. Assist 1, grazie. Chi cazzo è Deb? Grazie Deb. Vediamo il Bologna. Ecco il Bologna, pareggio del Bologna. E il Pescara, beh, insomma, non so più cosa dire. Quarto posto, quarto posto, quarto posto. Ce l'avremmo fatta comunque, ma meglio così. Teniamo il quarto posto, ragazzi. Il Catania va diretto, il Pescara va diretto. Noi ce la giochiamo per i playoff. Playoff. Ok. Sarà molto dura. Selezionata come miglior squadra Serie B. E ci sono, cazzo. E ci sono. Questo ce lo guardiamo adesso. Titoli individuali. Capocannoniere Cacia. Ho perso il capocannoniere. Ma porca puttana. Vabbè, non possiamo pretendere di più. Info competizione. Serie B, classifica gol. Ma è 18 gol, grande Cacia. Vai, ho perso il PCC. Peccato. Coppa, no, vediamo gli assist, man. Niente, neanche quello per uno. Peccato, però sono almeno nella miglior squadra. Playoff. Fase eliminazione diretta, semifinale Bari Vicenza e Ternana Bologna, regolamento playoff. Allora, ok. Semifinali e finali vanno giocate in 2 incontri con andata e ritorno, quarti di finali. Ok, tempi supplementari senza calci di rigore. A pari punti vince la squadra con la migliore posizione in classifica in campionato. Quindi io ero arrivato quarto, quindi io basta, mi posso anche pareggiare, ragazzi. Benissimo. Benissimo. Migliori anche della B. E a sto punto chiudiamo. Tanto salviamo. Possiamo arrivare anche a pareggiarle, però non dobbiamo troppo speculare sul pareggio, fioi. Ce l'abbiamo fatta comunque, anche senza il gol, questo lo voglio sottolineare, però così almeno la sicurezza di poterla pareggiare. Allora, vediamo database, info competizione, allora vediamo. FIFA World Club l'aveva vinto il Real Madrid con il Cruzeiro. Ok. UEFA Champions League, vediamo chi l'ha vinta. Cioè la finale è Barcellona-Fiorentina, cioè pazzesco, ragazzi. Veramente la Fiorentina ha fatto il miracolo. Fiorentina col Barcellona devono ancora finire. Europa League, grande fiore. Finale Manchester United-Lione, bella questa. Supercoppa, chi l'ha vinta? Non mi ricordo più. No. Oh. Ha vinto Real Madrid. Ciao Franci LOL. Poi cosa manca? Bene, Libertadores. Vediamo solo la Libertadores, che è l'unica che mi interessa. Però forse non è finita ancora, infatti. C'è il Cunturipa, Atletico Minero, Bolivar Nazionale, ok. Allora, Inghilterra, la Barclays, vediamo chi l'ha vinta. Il Chelsea. In Italia ha vinto il campionato. Il Milan, campionato, che sport doppietta, campionato e Coppa Italia, ragazzi, è proprio un gioco. Complimenti al Milan. Il Manchester ha già vinto l'Europa League. Allora mi sono sbagliato, scusate. Classifica Real Madrid ha vinto con 101 punti. In Francia ha vinto il PSG, che spero con 30 punti di vantaggio. In Olanda. Ciao ragazzi, ciao Franci. In Olanda ha vinto l'Ajax. Ciao Thomas Congiu. Portogallo ha vinto, per me ha vinto il Boavista, magari, no, Porto, va bene. E in Bundes ha vinto il Bayern Monaco. Va buon raga, salutiamo tutti, live strepitoso nel prossimo live, playoff, dobbiamo assolutamente andare in Serie A, più trattative di mercato e nuova stagione. Raga, un saluto dal Comendone veneziano, vi voglio un bene dell'anima, siete fenomenali. Ciao Luca, ciao Massimo, ciao Rick, ciao Fede, ciao Pro, ciao tutti, ciao Fra. Siete meravigliosi. Ciao raga, ciao raga, ciao raga.